cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È venerdì 5 settembre. Cominciamo come al solito dalla prima pagina della Padania. Divise tradite è il titolo d'apertura. Clamoroso, polizia e carabinieri uniti contro il blocco degli stipendi imposto da Renzi. Per la prima volta sarà sciopero generale dell'intero comparto della sicurezza. E sulla vicenda dei Marò, prigionieri in India, Gianluca Pini spiega alla Padania come è riuscito a portare il governo ad accettare il suo emendamento, che dice no ad altre missioni se i due militari non rientrano in Italia. Questi i due argomenti di apertura della Padania. Subito stop alle sanzioni anti-Russia e fondi extra alle vittime dell'embargo, invece la posizione presa da Mara Bizzotto, europarlamentare della Lega Nord. E per quanto concerne invece le cronache locali, Lega in Lombardia, piano contro le moschee con regole urbanistiche severe e referendum. E ancora dal primo piano della Padania, l'autotrasporto, concorrenza dall'est, salta la tariffa minima, padroncini italiani a rischio di estinzione. Allarme della Confederazione Industria e Artigianato di Mestre con la decisione della Corte europea, l'abolizione della tariffa minima. Saranno avvantaggiati i trasportatori dell'est che già fanno concorrenza sleale. Dall'inizio della crisi hanno chiuso oltre 18.500 imprese di autotrasporto. Friuli, Venezia Giulia, Toscana e Piemonte, le regioni più colpite. Migliaia di autotrasportatori rischiano ulteriori chiusure. Dopo la bocciatura da parte della Corte di Giustizia europea della tariffa minima applicata in Italia per il trasporto merci su strada, i cosiddetti padroncini potrebbero estinguersi. La tariffa minima era periodicamente aggiornata dal Ministero dei Trasporti sulla base dei costi di esercizio delle aziende di autotrasporto. Con la decisione della Corte europea saranno avvantaggiati i trasportatori dell'est, che già oggi praticano una concorrenza sleale inaccettabile. Questi i temi di prima pagina della Padania, ma soprattutto c'è l'accento sul primo piano della Padania, sulla prima volta nella storia poliziotti e carabinieri in sciopero contro il governo, contro Renzi. Dopo il blocco al rinnovo dei contratti, tutti i lavoratori della sicurezza minacciano di incrociare le braccia entro fine settembre. Sindacati di polizia e cocer dei carabinieri all'unisono dicono: denunceremo tutte le disfunzioni, le esposizioni al rischio, nonché le scorte e i privilegi che la casta continua a preservare e che, nonostante i roboanti annunci fatti dal governo, ad oggi non sono stati né eliminati né ridotti. Passo dopo passo, scrive a pagina 2 la Padania, Matteo Renzi si avvia davvero a entrare nella storia della Repubblica. Sarà probabilmente il primo Presidente del Consiglio contro il quale l'intero comparto sicurezza, nessuno escluso, scenderà in piazza per uno sciopero generale che non ha precedenti nella storia d'Italia. Lo hanno annunciato ieri i sindacati di polizia, polizia penitenziaria, corpo forestale, vigili del fuoco e COCER, Consiglio Centrale di Rappresentanza Interforze, di Esercito, Marina, Aeronautica, Guardia di Finanza e Carabinieri, in risposta al blocco dei contratti pubblici. Comunicato mercoledì dal ministro Madia. Essere arrabbiati e dire poco. Oltre ad aver fatto i buffoni promettendo cose che sapevano di non mantenere, hanno continuato a prendere in giro poliziotti, penitenziari, forestali e vigili del fuoco dall'alto delle loro ben pagate cadreghe. Sul tetto stipendiale e sul rinnovo contrattuale siamo stati traditi. Per questo i ministri Alfano, Pinotti, Orlando e Martina e i capi dei corpi di polizia e dei vigili del fuoco hanno solo due strade: unirsi con noi nella sacrosanta battaglia per il personale o dimettersi senza se e senza ma. È la dura posizione dei sindacati autonomi della Consulta Sicurezza, che rappresenta Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale e Vigili del Fuoco. Siamo pronti a forme di protesta eclatanti, dicono i segretari generali Gianni Tonelli, con cui abbiamo parlato proprio ieri in Onda Libera, Donato Capece, Marco Moroni e Antonio Brizzi. La misura è colma. Siamo in piazza dal 27 agosto, presidiamo Montecitorio a oltranza, oltre a un camper che gira tutta l'Italia nell'operazione Piazza Permanente. La protesta crescerà, ci diano quello che hanno promesso o se ne vadano a casa. Quando abbiamo scelto di servire il Paese per garantire difesa, sicurezza e soccorso pubblico, si legge nella nota congiunta di sindacati e COCER, eravamo consci di aver intrapreso una missione votata alla totale dedizione alla patria e ai cittadini, con condizioni difficili per mancanza di mezzi e risorse. Quello che certamente non credevamo è che chi è stato onorato dal popolo italiano a rappresentare le istituzioni democratiche
non avesse nemmeno la riconoscenza per coloro che per poco più di 1.300 euro al mese sono pronti a sacrificare la vita. Sindacati e Cocer annunciano che, qualora nella legge di stabilità sia previsto il rinnovo del blocco del tetto salariale, chiederemo le dimissioni di tutti i capi dei vari corpi e dipartimenti civili e militari e dei relativi ministri. Così la Padania dà conto di questa durissima presa di posizione di poliziotti, carabinieri, insomma di tutto il comparto della pubblica sicurezza che minaccia lo sciopero. Sempre poi dal primo piano della Padania, l'altro fatto del giorno, come vedremo, Draghi azzera i tassi di interesse e lancia un nuovo piano, chiedendo però le riforme, via libera della Banca Centrale Europea al taglio del costo del denaro e all'acquisto di obbligazioni bancarie e covered bond, ma senza unanimità. Strappo con Berlino, a Renzi un monito: usare la flessibilità esistente, cioè acqua calda o fresca che dir si voglia. Commenta Matteo Salvini: per rilanciare la crescita la BCE ha ridotto il costo del denaro, altra inutile cazzata degli euroburocrati. Occorre l'onestà di riconoscere che l'euro è una moneta sbagliata e permettere a chi vuole di uscire dalla gabbia dell'euro e tornare a stampare moneta unica, pensiero unico, crisi unica. Ma salvarsi si può, commenta il segretario leghista. Infine, sempre dalla Padania di oggi, l'ultima segnalazione per la pagina economica: NTV, l'azienda del treno Italo di Montezemolo della Valle e dell'imprenditore napoletano Punzo, è in crisi. Italo in corsa verso aiuti di Stato. I conti non sono mai andati bene. Secondo la società di Montezemolo, sui guai pesa il difficile rapporto con le ferrovie dello Stato per l'utilizzo della rete ferroviaria. I 77 milioni di perdite 2012 anno dopo anno sono aumentati fino a 156, debito complessivo 781 milioni. E infine passa una proposta della Lega: si potranno donare ferie ai colleghi con figli malati. Ha raccolto consensi bipartisan l'emendamento presentato dalla Lega al Jobs Act sul modello della legge Mathis approvata in Francia. Prima firmataria la deputata leghista, la senatrice anzi Emanuela Munerato. Le ferie in eccesso potranno essere cedute ai colleghi che hanno necessità di stare vicino a un figlio malato o affetto da handicap. Ha ricevuto l'approvazione di tutti l'emendamento al Jobs Act presentato dalla Lega Nord in Commissione Lavoro del Senato, che verrà messo in votazione settimana prossima e istituisce le ferie solidali. È un segnale di civiltà, spiega la senatrice leghista Munerato. Con questa norma viene concessa la libertà ai lavoratori del settore pubblico e di quello privato di aiutare un collega in difficoltà, regalandogli le proprie ferie o i propri permessi retribuiti in eccesso. L'emendamento è modellato sulla legge Mathis approvata in Francia a maggio. Quella norma prende il nome da un bambino, Mathis Germain, morto nel 2009 a soli 10 anni per tumore al fegato. All'inizio del 2009, nello stabilimento Badois di Saint-Galmier, 60 km da Lione, dove lavorava il padre di Mathis, si sparse la voce delle gravi condizioni in cui versava il bambino. I colleghi chiesero all'uomo come potevano aiutarlo, gli offrirono dei soldi. L'unica cosa di cui aveva bisogno l'uomo era tempo da passare con il mio bambino, disse. L'uomo aveva esaurito ferie e permessi e il medico non poteva fargli alcun certificato perché il malato non era lui, ma il figlio. I colleghi organizzarono una colletta di giorni di ferie arretrati e chiesero alla direzione dell'azienda di trasferirli a Christophe, il papà di Mathis. L'azienda accettò e alla fine i colleghi riuscirono a donare al papà di Mathis 170 giorni di ferie. Grazie a questo gesto, disse Christophe, il padre, gli sono stato vicino fino all'ultimo. Non mi basterà una vita per ringraziare i miei colleghi. La miglior ricompensa è la legge che poi è stata approvata. Con ciò lasciamo la Padania, di questo però parla anche il Corriere della Sera in prima pagina. Sarà possibile regalare ferie ai colleghi con figli malati, ma il Corriere della Sera apre con la polizia in sciopero, blocco degli stipendi, annunciata la prima mobilitazione della storia d'Italia. Renzi reagisce e dice no ai ricatti, dialogo ma 5 forze di sicurezza sono troppe, dice Renzi, che poi è la stessissima cosa che dice anche il segretario generale del SAP che abbiamo sentito ieri, Tonelli, e lo dicono anche i rappresentanti delle forze di sicurezza, che è inutile avere tanti comandi, troppe forze, troppa burocrazia, troppa amministrazione. Unifichiamo le forze, semplifichiamo, le risorse ci sono già. Lo ha spiegato benissimo ieri il segretario del SAP Tonelli. La spesa per la sicurezza in Italia è superiore alla spesa media europea, ma se ne va in burocrazia, duplicazioni, troppe forze, troppe amministrazioni che assorbono buona parte di questa spesa.
Intanto, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, l'altro fatto del giorno, costo del denaro vicino allo zero, la Banca Centrale Europea abbassa i tassi di riferimento dallo 0,15 allo 0,05% per spingere una crescita troppo debole. Entusiasmo dei mercati, Piazza Affari guadagna il 2,8%, la Borsa di Milano, euro sotto quota 1,3 dollari, spread Roma-Berlino che scende a 138 punti base, scrive il Corriere in prima pagina. E poi ancora dalla prima pagina del Corriere della Sera, la crisi in Ucraina al centro della prima giornata del vertice dell'Alleanza Atlantica, la NATO, in corso a Newport, nel Galles. Kiev e Mosca sono a un passo dalla tregua. Già oggi potrebbero essere quantificate però le nuove sanzioni contro la Russia. Tornando all'Italia, gruppi di cittadini avranno diritto a un taglio delle tasse comunali se si prenderanno cura del territorio, a stabilirlo il decreto Sblocca Italia che lascia ai sindaci la scelta di varare lo sconto. C'è anche un incentivo per chi compra una casa e la dà in affitto. E tornando alla questione della Banca Centrale Europea, è l'articolo di fondo di Danilo Taino a fare il punto, ma più di così sarà difficile, è il titolo, Forza e limiti della Banca Centrale. Ieri sera un importante banchiere svizzero, scrive Taino, diceva che Matteo Renzi è un ragazzo fortunato, le misure di politica monetaria annunciate da Draghi sono il massimo che ci si potesse aspettare. Anzi, vanno al di là delle aspettative degli economisti, attraverso misure convenzionali e no, ordinarie e straordinarie, e anche dividendosi al proprio interno, la Banca Centrale Europea ha ridotto al minimo possibile i tassi di interesse. Si prepara a comprare debiti degli operatori economici raccolti in pacchetti per liberarne i bilanci e spingerli a chiedere credito. Fornirà denaro alle banche a costi che più bassi non potranno mai essere, in modo che li prestino a imprese e famiglie. È lo stimolo monetario più poderoso che i paesi dell'Eurozona abbiano mai avuto, quel quantitative easing, allentamento monetario, teso a spingere la crescita, creare inflazione, indebolire il cambio dell'euro. Renzi è un ragazzo fortunato, scrive ancora Taino, nel senso che nessun Presidente del Consiglio ha mai avuto un aiuto del genere dalla Banca Centrale Europea. Per dire la verità, il discorso si applica a tutti gli attuali presidenti del Consiglio europei. Ad ogni modo, questo significa che non potrà chiedere più nulla a Draghi. Il governatore è arrivato al limite estremo a cui poteva arrivare. D'ora in poi tutto è nelle mani dei governi. E anche da questo punto di vista Draghi è stato esplicito nel chiarire il suo pensiero sul che fare. Pensiero in una certa misura distorto dalle letture che del suo discorso al seminario dei banchieri di Jackson Hole a fine agosto avevano dato alcuni media e alcuni leader europei. Il governatore ieri ha chiarito che dei 3 strumenti per rafforzare la crescita, politica monetaria, di bilancio, riforme strutturali finalizzate a liberare l'offerta, il primo è prioritario, è quello delle riforme strutturali. Senza un'economia efficiente ogni stimolo finisce nella sabbia. In più Draghi ha precisato di non avere mai messo in discussione il patto di stabilità europeo, che ritiene l'ancora per la fiducia economica. La flessibilità di cui ha parlato sono interne al patto di stabilità, non ne devono danneggiare l'essenza, e ha spiegato che nella politica di bilancio il taglio delle tasse stimola l'economia più di quanto non faccia l'aumento della spesa pubblica. Il punto chiave sono le riforme strutturali, cioè in pratica la solita solfa, mentre il Corriere si occupa, diciamo in prima pagina, della possibilità di regalare ferie ai colleghi con figli malati. È l'emendamento leghista che è passato ieri all'unanimità ed è stato appoggiato anche dalla maggioranza di governo. Il dono di un giorno di permesso retribuito può risultare in caso di malattie in famiglia un nuovo modo di interpretare il welfare, scrive il Corriere della Sera. L'idea di una colletta da parte dei colleghi di lavoro per consentire a un padre o a una madre di restare a casa ad assistere un figlio malato, per esempio, è in via di approvazione e verrà recepita nel disegno di legge delega sul lavoro, il cosiddetto Jobs Act. L'emendamento è presentato dalla senatrice Emanuela Munerato della Lega Nord e verrà adottato dalla maggioranza. Mentre il primo piano del Corriere della Sera è dedicato tutto a Draghi, naturalmente. Tra le altre cose, racconta Mario Sensini, alle banche italiane dovrebbero arrivare 75 miliardi per una spinta dell'1% sul prodotto interno lordo. Le banche potrebbero chiedere alla Banca Centrale Europea 200 miliardi in 2 anni, penalità per chi non presterà i soldi alle aziende. L'effetto sui tassi di interesse sarà positivo, come pure sui cambi,
e il bilancio pubblico ne trarrà benefici, ma più che sulla riduzione dei tassi, le attese del Ministro dell'Economia, che ha molto apprezzato la manovra di ieri della Banca Centrale Europea, e del Presidente del Consiglio, secondo il quale un altro tassello è andato a posto, insomma le attese del governo sono rivolte ai nuovi meccanismi di rifinanziamento della Banca Centrale, i disincentivi previsti per le banche che non girano il denaro raccolto dalla BCE alle imprese, e la volontà di acquistare ABS e covered bond, prodotti finanziari cioè emessi dalle imprese, che potrebbero essere decisivi per l'economia reale e far ripartire la crescita. Sembra un po' un bla bla bla, vedremo. Intanto, sempre dal primo piano del Corriere della Sera, l'altra notizia del giorno è quella dello sciopero delle forze dell'ordine, pronte alla prima protesta nella storia. È una protesta senza precedenti, scrive il Corriere della Sera, una mobilitazione che rischia di mettere in scacco le istituzioni, perché la decisione presa da sindacati e rappresentanze delle forze armate di scioperare contro il blocco degli stipendi annunciato dal ministro della pubblica amministrazione Marianna Madia per il 2015, per la prima volta nella storia d'Italia mette gli apparati dello Stato contro lo Stato e fa ben comprendere quanto ormai sia alto il livello di malessere all'interno di quelle strutture chiamate a garantire la sicurezza del cittadino, tanto che la richiesta immediata è quella di dimissione di tutti i capi dei vari corpi e dipartimenti civili e militari e dei relativi ministri, perché non sono stati capaci di rappresentare i sacrifici, le specificità, la professionalità del proprio personale. Una mossa eclatante che si affianca a quella dei leader di CGIL e CISL e UIL, secondo i quali la mobilitazione dei lavoratori pubblici è inevitabile, anche se in serata, dopo l'apertura di Renzi, i sindacati di polizia giudicano positiva la disponibilità al confronto. Il comunicato congiunto, diramato ieri pomeriggio dai sindacati di polizia, penitenziaria, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, Cocer di Esercito, Marina Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza, usa toni durissimi ed evidenzia il livello di scontro. Quando abbiamo scelto di servire il Paese, dice il comunicato e dicono le rappresentanze di base, per garantire difesa, sicurezza e soccorso pubblico, eravamo consci di aver intrapreso una missione votata alla dedizione alla patria e ai suoi cittadini, con condizioni difficili per mancanza di risorse. Quello che non credevamo è che chi è stato onorato dal popolo italiano a rappresentare le istituzioni democratiche non avesse nemmeno la riconoscenza per coloro che, per poco più di 1.300 euro al mese, sono pronti a sacrificare la vita per il Paese. La nota sottolinea che i sacrifici, i maltrattamenti finora ricevuti dalle donne e dagli uomini in uniforme, e poi annuncia iniziative dopo aver verificato la totale chiusura del governo ad ascoltare le esigenze per garantire il funzionamento del sistema. Nello spirito di servizio e abnegazione per continuare a garantire la difesa, la sicurezza e il soccorso pubblico al nostro Paese, qualora nella legge di stabilità sia previsto il rinnovo del blocco del tetto salariale, chiederemo le dimissioni di ministri e comandanti. La frattura che si creerebbe in tale scenario sarebbe insanabile, recita il comunicato delle forze dell'ordine. Per questo diciamo che in tale ipotesi o restano loro oppure tutti quelli che si sacrificano ogni giorno e in ogni angolo del Paese e dell'intero mondo per garantire sicurezza e difesa. Ormai lo Stato ci ha abbandonati, la rabbia per le promesse ricevute, poliziotti e carabinieri, paghe ferme da 4 anni, il problema per gli straordinari limitati e le promozioni senza scatti. La rassicurazione era arrivata il 28 luglio dal sottosegretario alla difesa Rossi. Riuscire ad anticipare lo sblocco delle retribuzioni rispetto alla scadenza del 2015, un segnale di attenzione del governo alle donne e agli uomini in divisa, aveva detto il sottosegretario Rossi. Continuerò a battermi affinché quanto accaduto non si ripeta mai più. Il blocco è un'offesa al senso del dovere e allo spirito di servizio degli operatori della difesa e via dicendo. Ma le promesse non sono state mantenute e inevitabile è esplosa la rabbia. La riunione congiunta convocata ieri da sindacati e Cocer è terminata con una sfida aperta al governo. L'ultimo passo di un negoziato che ha avuto fasi alterne, scrive il Corriere della Sera. E sempre dal primo piano del Corriere della Sera, Renzi che risponde: discutiamo ma di tutto, 5 corpi di polizia sono troppi, li riceverò personalmente ma non accetto ricatti. Ingiusto fare così per un aumento in un momento del genere, ha detto Renzi ai suoi, secondo il Corriere della Sera. Basta mortificazioni, il governo deve trovare i fondi, ribadisce ancora Domenico Rossi, 63 anni, sottosegretario
alla difesa, generale di corpo d'armata dell'esercito. Sempre poi dal Corriere della Sera e dal Primo Piano di politica interna, nel Partito Democratico la tregua è finita, la sfida dei dissidenti parte dal no all'austerità. Bersani dice che il segretario Premier è un problema per il partito, mentre Berlusconi è pronto a trattare con Renzi su Italicum e Corte Costituzionale. E Palazzo Chigi ha arruolato un team di esperti per i dossier economici più delicati, a ognuno un incarico, ma non ci sarà un consiglio formale. In primo piano Joram Gutgeld, deputato del PD e consigliere economico di Renzi. C'è anche Roberto Perotti, professore di economia politica alla Bocconi, animatore del sito La Voce e commentatore del Sole 24 Ore, e Carlotta De Franceschi, presidente del think tank Action Institute, 36enne. L'operazione al via la prossima settimana. Ci vogliono scelte coraggiose e innovative, ripete Matteo Renzi ogni giorno a collaboratori, ministri e interlocutori. Renzi sa che deve affrontare la situazione economica senza tentennamenti, scrive il Corriere della Sera. È finito il tempo in cui l'Italia poteva campare di rendita, le riforme strutturali sono necessarie e proprio per prepararsi a questa difficile impresa, racconta il Corriere, il Premier ha deciso di affidare i dossier più scottanti a un gruppo di economisti che stima e che apprezza. Non ci sarà una nomina formale di un team, nulla di simile al Consiglio dei Saggi di Angela Merkel, ma il segnale è indicativo. Renzi non vuole perdere tempo, vuole avere libertà d'azione rispetto alla ragioneria di Stato. A ogni economista verrà affidato un dossier. Uno dei dossier più importanti, Spending Review, dovrebbe essere affidato a Roberto Perotti, professore della Bocconi, i cui suggerimenti vengono ascoltati con interesse dal Premier. C'è anche Tommaso Nannicini, professore associato alla Bocconi, un habitué della Leopolda, che ha già collaborato col Premier, figlio d'arte perché suo padre è un esponente del PD ed è stato parlamentare per lungo tempo nelle fila dei dalemiani e dei comunisti italiani. È quello che saltò su per primo per non far pagare la penale alle 10 società concessionarie di slot machine, 98 miliardi. Poi c'è Veronica De Romanis, economista anche lei. Un altro degli economisti è Marco Simoni, professore alla London School of Economics, in passato vicino a Scelta Civica, e poi appunto c'è Joram Gutgeld. Sempre poi dal Corriere della Sera, andiamo rapidi alla pagina degli esteri. È stato preso l'imam Bilal Bosnic, che girava per Cremona e Bergamo, tra le altre cose, il reclutatore per lo Stato islamico che predicò a Bergamo, titola il Corriere della Sera. E l'FBI dalla caccia al jihadista statunitense regista web degli estremisti delle decapitazioni. Cresce la pressione sulle reti d'appoggio o i simpatizzanti dello Stato islamico. La polizia serba di Bosnia ha arrestato l'imam Bilal Bosnic insieme a 14 militanti accusati di reclutare volontari per lo Stato islamico. L'esponente religioso radicale aveva visitato nell'inverno scorso Bergamo, Cremona e Pordenone, dove ha pronunciato sermoni piuttosto focosi e per questo è finito sotto la lente degli investigatori italiani. Al momento dell'arresto Bosnic, 41 anni, si trovava a Banja Luka. Ora sarà interessante valutare gli eventuali seguiti dell'inchiesta e dopo le verifiche sugli estremisti e il materiale sequestrato. L'intera intelligence occidentale ha accresciuto la sorveglianza sugli ambienti che sostengono lo Stato islamico, la lotta dell'ISIS in Siria e Iraq. Al tempo stesso intensificati i controlli per ricostruire la mappa e i contatti dei militanti occidentali entrati nella fazione. Tra i più interessanti vi sarebbe un cittadino americano di origine siriana, Ahmad Abu Zamra. Per i servizi di sicurezza americani, citati dalla rete ABC, sarebbe il regista della campagna sul web. Nato in Francia, Ahmad è figlio di un endocrinologo di fama nel Massachusetts. Il jihadista è cresciuto in un sobborgo di Boston e ha frequentato ottime scuole private, alcune cattoliche. Poi si è laureato, si è specializzato nell'uso di computer e tecnologia per la comunicazione. La svolta della sua vita agli inizi degli anni 2000. Ahmad si accosta sempre più a un'interpretazione estremista dell'Islam. È affascinato dai gruppi che usano la lotta armata. Insieme a due amici va all'estero, Pakistan, Yemen, forse Iraq. Sono tentativi di entrare in Al-Qaeda. Tutto questo accade attorno al 2004, coincide con le operazioni americane a Baghdad. Infine, sempre dal Corriere della Sera di oggi,
C'è un'intervista nella pagina degli esteri di Stefano Montefiori a Marine Le Pen, 46enne leader del Front National francese. Sarkozy e Hollande hanno screditato le istituzioni. Titola il Corriere riassumendo: l'immagine del Presidente della Repubblica è distrutta dal libro dell'ex compagna. La popolarità di Hollande scende al minimo storico, 13%. Il centrodestra, colpito dagli scandali, si dilania tra correnti. Il centro-sinistra al governo, il Partito Socialista, è spaccato tra socialliberali e frondisti. La disoccupazione in Francia aumenta. Il rientro dall'estate non poteva essere migliore per Marine Le Pen, leader del Front National, che dice di essere pronta a guidare il paese. La incontriamo, scrive Montefiori, nella sede del partito a Nanterre, accolti all'ingresso dalla statua di Giovanna d'Arco, nel suo ufficio da un galletto francese in forma di soprammobile. Cosa pensa Marine Le Pen, la prima domanda dell'intervistatore, del libro scritto dall'ex première dame Valérie Trierweiler su François Hollande? È un concorso di indecenza, dice Marine Le Pen, un grave disonore per la Francia provocato sia da chi ha scritto il libro sia dal suo protagonista. Non lo leggerò. Credo che simili regolamenti di conti siano penosi. Quando si ha non solo un po' di sensibilità politica, ma anche di amore per il proprio paese, bisognerebbe fare a meno di certe vendette, dice Marine Le Pen al Corriere della Sera. Al di là di Hollande, l'istituzione del Presidente della Repubblica è indebolita? La funzione presidenziale francese, risponde Marine Le Pen, è una lunga discesa agli inferi, cominciata non certo adesso. Una discesa accelerata sotto Nicolas Sarkozy e proseguita con François Hollande. È tempo che si torni all'onore e al rispetto delle istituzioni. La Francia si trova in una grave crisi economica, sociale, adesso anche politica, dice ancora Marine Le Pen. Il presidente Hollande ha perso la fiducia degli elettori e della sua stessa maggioranza. Cerca di reagire moltiplicando i rimpasti, il secondo in 3 mesi. Ma l'unica soluzione democratica è lo scioglimento dell'Assemblea nazionale e il ritorno alle urne per eleggere nuovi deputati. Quando ci si trova in una crisi triplice come questa, l'unica via d'uscita è ridare la parola al popolo, dice Marine Le Pen. Il 16 settembre il premier socialista Valls chiederà la fiducia. La otterrà? Non la otterrà? Non penso che il governo sarà battuto, prevede Marine Le Pen, perché i socialisti dissidenti abbaiano ma non mordono. Si agiteranno ma non voteranno contro, perché non vogliono tagliare l'albero sul quale sono seduti. Ma i francesi hanno perso fiducia nella politica e ora anche nell'uomo Hollande. Tocca a lui arrendersi e decidere per la dissoluzione. Lei dice di puntare al governo, dice l'intervistatore Stefano Montefiori, ma sembra improbabile che il Front National possa conquistare la maggioranza in caso di elezioni anticipate con questo sistema elettorale maggioritario. Non la penso affatto così, risponde Marine Le Pen. Il maggioritario è stato fabbricato dall'UMP, il centrodestra, e dal Partito Socialista per escludere il Front National. È vero, dà un vantaggio a coloro che sono al di là di una certa soglia, ma oggi il Front National è al di là di quella soglia. 6 anni fa facevamo il 6% alle europee, a marzo abbiamo fatto il 25%, distanziando gli avversari. La presa di coscienza dei francesi sulle scelte nefaste dei governi degli ultimi 30 anni è tale che domani potrebbe portare a un cambio di maggioranza. Ammettendo che Marine Le Pen vinca e il Front National vinca eventuali elezioni anticipate, dovrebbe comunque coabitare col presidente Hollande. L'articolo 20 della Costituzione francese, puntualizza Marine Le Pen, dice che il governo determina e conduce la politica della nazione. Dunque io determinerei e condurrei la politica della nazione. Che farà Hollande? Si sottometterà o si dimetterà? Inaugurerà le fioriere, andrà a commemorare tutto quel che può. Lui adora le commemorazioni e noi governeremo. Per prima cosa scioglieremo la morsa dell'austerità, subito. Spiegheremo alla Germania che noi dobbiamo difendere gli interessi della Francia, non i suoi. La neoministra dell'Educazione, Najat Vallaud-Belkacem, nata in Marocco, è bersaglio della destra e in particolare delle riviste Valeurs Actuelles e Minute, che sono accusate di copertine razziste. Cosa pensa di questi attacchi? Chiede Montefiori. Minute, risponde Marine Le Pen, è specializzata nelle provocazioni pesanti e le moltiplica perché ogni volta i media si scandalizzano facendole pubblicità. Quanto al termine Ayatollah, usato dall'altra rivista Valeurs Actuelles, è riservato di solito ai politici che si dimostrano settari.
Non solo a lei perché è musulmana, basta con il vittimismo, non si può più criticare nessuno solo perché è di origine straniera o musulmano. A scuola bisognerebbe ristabilire l'autorità dell'insegnante e invece la ministra Belkacem, Vallò Belkacem, vuole indebolirla ancora, ridefinire i saperi fondamentali e lei invece fa del pedagogismo sessantottino. La scuola deve istruire, all'educazione pensino i genitori. Quanto a Sarkozy e al suo ritorno in politica, io spero che torni, dice Marine Le Pen, è l'avversario ideale, ha un bilancio pessimo, proporrà le stesse soluzioni di Hollande e se tornerà i francesi si ricorderanno delle ragioni per cui l'hanno cacciato. Dunque vorrei che tornasse, ma non lo farà. Sarkozy è già parte del passato e presto dovrà vedersela, più che altro coi giudici. In questi giorni il suo alleato in Europa, Salvini della Lega, tesse le lodi della Corea del Nord. Lei condivide? Penso tutto il male possibile dei regimi totalitari, risponde Le Pen. Quella di Pyongyang è una spaventosa eredità del passato, ma vorrei che ci preoccupassimo di combattere il totalitarismo di domani, che è lo Stato islamico. È lui, il fascismo verde, il nemico. Per ora non vedo che provvedimenti ridicoli. Quanto alla relazione col padre Jean-Marie Le Pen, i litigi erano stati raccontati dai giornali. Lui è ancora il presidente onorario del Front National, è lui che lo ha fondato e guidato per 40 anni, conclude Marine Le Pen. Ho avuto un disaccordo con lui, gliel'ho espresso chiaramente e questo è tutto. La priorità dei francesi è altro, la disoccupazione, il potere d'acquisto, l'immigrazione, la paura. Così Marine Le Pen a colloquio con Stefano Montefiori sul Corriere della Sera. Intanto, dalle cronache locali del Corriere, in Lombardia la legge anti-moschee. In regione Lombardia, obbligo di distanza di sicurezza da altri luoghi di culto e da parcheggi, regole severe, referendum è la proposta della Lega, ma Forza Italia si defila e secondo il comune, giunta Pisapia, è incostituzionale la proposta leghista depositata in un testo di legge per imporre regole più severe alla realizzazione di moschee a distanza di sicurezza da altri centri di preghiera, dotati di parcheggi riservati, almeno il doppio della superficie dell'area di culto, strade di collegamento adeguate, servizi pubblici a norma e poi il cappio più stretto, scrive il Corriere, l'obbligo di referendum consultivo prima di autorizzare nuovi edifici di culto di religione differente dalla Chiesa Cattolica. Stiamo parlando di moschee, vogliamo regole più severe per evitare invasione, colonizzazione e accerchiamento, dice il primo firmatario del testo, il capogruppo leghista Massimiliano Romeo. Il progetto di legge presentato ieri in Regione Lombardia è una di quelle proposte destinate a scatenare dibattiti e polemiche, anche perché l'eventuale approvazione del testo azzererebbe le procedure già avviate in tanti comuni lombardi per l'assegnazione di spazi pubblici alle comunità religiose. Il passaggio più contrastato è il referendum, un punto su cui la Lega deve incassare i primi distinguo dagli alleati di centrodestra e dai sindaci di centrosinistra. Mentre Il Giorno, in cronaca lombarda, racconta dei reclutatori di guerriglieri che camminano per Cologno Monzese, l'abbiamo visto anche ieri. Siriani indagati, a Cologno impugnavano strumenti di lavoro, in Siria strumenti di morte. 9 siriani tra i 30 e i 45 anni sono indagati dalla Procura di Milano per terrorismo internazionale, finanziamento e reclutamento di altri combattenti. Uno di loro, SB, classe 1967, è accusato di omicidio. Sono apparsi in alcuni filmati molto crudi, pistole e Kalashnikov in pugno, mentre uccidono soldati dell'esercito regolare siriano. Gli occhi degli inquirenti erano su di loro da un anno. A dare un colpo di acceleratore i video trasmessi da alcuni telegiornali nazionali. E ora la città, che ha covato la cellula di guerriglieri manovali, si interroga. A pagina 3 poi del Giorno, in cronaca di Milano, la cattura dell'imam Bosnic, arruolava i volontari per i jihadisti dello Stato Islamico, preso in Bosnia, predicava in Lombardia, è stato arrestato insieme ad altri 15 nell'imponente blitz eseguiti perquisizioni e sequestri. E infine, sempre dalla cronaca lombarda del Giorno, un'intervista a Corrado Passera. Ricostruirò il centrodestra, andiamo oltre il governo Renzi, entro l'anno la fondazione del partito, Italia Unica. Il Presidente del Consiglio non va a Cernobbio, attacca i salotti buoni, ha una visione populista della leadership. Gli 80 euro, misura elettoralistica. Io propongo di lasciare il TFR nelle buste paga dei cittadini che lo scelgono. Ma lasciamo la cronaca
lombarda, in realtà con una curiosità da Repubblica, un articolo dedicato al Monte Verità, nudisti, vegani e femministe, tutti gli alternativi del Monte Verità, cinema e letteratura riscoprono l'avventura di questa vera e propria comune svizzera dove nacque l'ideologia verde del Novecento, proiezione e dibattito domani al Film Festival, una mostra di foto d'epoca a Casa Selma ad Ascona. Ma andiamo alla prima pagina della Stampa, anche qui c'è Draghi in primo piano, ma c'è anche un'altra notizia. La marijuana di Stato sarà prodotta dall'esercito. Lo Stato produrrà marijuana a scopo terapeutico. Verrà coltivata dallo stabilimento chimico militare di Firenze. Saranno quindi prodotti dall'esercito farmaci derivati dalla cannabis, attualmente importati dall'estero a costi elevati. Il via libera è stato dato dai ministri della Difesa e della Salute Pinotti e Lorenzin. Lo Stato produrrà marijuana a uso terapeutico, racconta Amedeo La Mattina per La Stampa. Per un paradosso della storia, a produrla sarà l'esercito italiano. Verrà coltivata dallo stabilimento chimico militare di Firenze. Le origini dell'istituto farmaceutico risalgono al 1853, quando a Torino fu istituito un deposito di farmacia militare. Oggi lo stabilimento fiorentino, nato per produrre medicamenti per il mondo militare, ha esteso le sue attività al settore civile e adesso produrrà i farmaci derivati dalla cannabis, attualmente importati dall'estero a costi elevati. Il via libera appunto dai ministeri di Difesa e Salute dopo varie polemiche e rallentamenti. La notizia verrà ufficializzata entro settembre. Pinotti aveva dato da tempo l'ok, Lorenzin è stata più prudente, perché le questioni che il suo ministero deve affrontare sono più delicate dal punto di vista tecnico. Era stato istituito un tavolo di lavoro, la questione è stata esaminata e adesso, spiegano al Ministero della Salute, sono in via di stesura i protocolli attuativi. A questo punto non è escluso che entro il 2015 i farmaci cannabinoidi saranno già disponibili nelle farmacie italiane. Dal primo piano poi della Stampa, la questione di Draghi naturalmente, con questo bel titolo che finalmente è arrivato, sto bazooka di Draghi, ne sentiamo parlare da tempo. Draghi taglia i tassi e attenzione, prepara il bazooka, il costo del denaro a 0,05% via l'acquisto di bond, di obbligazioni private, cioè delle banche, per capirci, principalmente o delle aziende o di alcune aziende. Lo spread torna ai livelli pre-crisi. L'euro si fa mini, cioè si deprezza, e tanta liquidità per far ripartire l'Europa, moneta unica più debole per favorire l'export, e il costo del denaro più basso per aiutare imprese e famiglie. Il piano della BCE riuscirà a riaccendere la ripresa? Domanda Paolo Baroni. Il cambio favorevole gioverà alle industrie che esportano e alle nostre produzioni agroalimentari, ma i benefici sui mutui e i prestiti sono lievi, secondo gli esperti. E ancora dal primo piano della Stampa, la questione delle forze dell'ordine pronte allo sciopero, pochi soldi, niente volanti, lavorare così è un disastro, l'accusa degli esponenti delle forze di polizia. Mancano i fondi per garantire la sicurezza. Agente scelto, 20 anni di servizio, 1.420 euro al mese di stipendio, separato, 2 figli a carico, praticamente disperato. Fino a 3 giorni fa dormiva in auto a Milano. Spiega questo agente di polizia: devo dare 650 euro alla mia ex moglie e non posso permettermi un alloggio. All'inizio è prevalso l'orgoglio, mi lavavo al bar prima di prendere servizio, non ho detto niente a nessuno per 3 mesi, poi l'hanno visto rannicchiato sul sedile della sua Fiat Punto, parcheggiata fuori dalla caserma Sant'Ambrogio. Allora finalmente sono riusciti a trovargli una stanza. È un problema enorme, dice il segretario del COISP Franco Maccari, un fenomeno che riguarda un numero crescente di agenti ormai al limite dell'indigenza, della povertà, sono a rischio depressione, come rischiano di cadere in pessime tentazioni. Non è solo un problema di stipendio, mancano i soldi per tutto. Vedi il caso di quel pazzo col macete a Iesi, racconta un poliziotto. Sarebbe bastato uno spray al peperoncino, ma costa 12 euro e non ce lo danno. Negli ultimi 5 anni sono diminuite del 44% le risorse per la manutenzione delle auto di servizio e per l'acquisto di benzina. 1/3 delle volanti sono ferme, quelle che circolano viaggiano meno. A Torino, per esempio, la media era 60 km a turno, oggi è 20 km, 1/3. I serbatoi sono vuoti, le auto hanno gomme logore, motori scarburati. Paradosso, sono la legge, viaggiano su macchine fuori legge. L'ultimo contratto di categoria 2009.
Non sono bloccati solo gli aumenti salariali, ma anche gli scatti di mansione, gli automatismi vengono chiamati in gergo. Significa questo: ci sono questori che guadagnano meno dei capi di gabinetto, investigatori con ruoli delicatissimi, con lo stesso stipendio di chi sta di guardia a un museo. Altro che meritocrazia. Crescono le responsabilità, aumentano i rischi, restano fermi gli stipendi. È un blocco maledetto, dice ancora Maccari del COISP, sindacato di polizia. Un vero disastro, perché così il sistema non si regge più. Tutti i politici hanno promesso che avrebbero tolto il blocco, ma siamo ancora qui, con i cinturoni bianchi, logori e ormai neri, con le divise estive che risalgono al 2006, mentre quelle nuove, chiuse da 2 anni in magazzino per oscure ragioni burocratiche, sono state distribuite solo ad alcuni fortunati. Agenti sui 30 anni, 1.300 euro al mese di stipendio, trasferiti a 1.000 chilometri da casa, in grandi città del nord, famiglia al seguito. Come campano? Domanda il segretario generale del SAP, Gianni Tonelli. Ecco perché hanno deciso di scioperare. Siamo molto delusi, spiega Tonelli, che abbiamo ascoltato tra l'altro appunto ieri in Onda Libera, perché abbiamo cercato in tutti i modi di dare delle indicazioni al Premier. Non volevamo concertare, ma dare un parere. Non aver trovato neppure il tempo ad ascoltarci significa peccare di superbia. Semplice, volevamo dire, e vogliamo dire, dice ancora Tonelli, che 7 forze di polizia sono un carrozzone troppo pesante per le buste paga degli operatori e per le tasche dei cittadini. Il 60% delle risorse viene impegnato nell'apparato logistico. Faccio un esempio: solo a Firenze ci sono 11 centrali operative, ne basterebbe una. Bisogna promuovere una riforma di tutto l'apparato di sicurezza italiano. Il Premier Renzi abbia la bontà di ascoltarci. Storie così, conclude La Stampa: commissariati morosi, utenze telefoniche tagliate, in tutta Italia oltre 100 caserme sotto sfratto. In una città come Roma, con una questura e 38 commissariati, si riescono a garantire appena 15 volanti per turno, un'auto ogni 150.000 persone. Eppure, da fine settembre chiuderanno 267 presidi di polizia. Sarà colpita in particolare la polizia ferroviaria. Per dire, è annunciata la chiusura dell'ufficio Polfer di Roma Tiburtina, la seconda stazione della capitale. Questa è la storia: agenti in miseria, strutture fatiscenti. Su 300 commissariati, la metà non è in regola con la legge 626, sicurezza sul lavoro. Impianti elettrici non a norma, computer preistorici, bagni otturati, riscaldamenti rotti e poi collette per la carta da scrivere, collette per la carta igienica. Così La Stampa sulle condizioni della polizia. Mentre a pagina 15 c'è l'articolo di Maurizio Molinari, pagina 9, l'articolo di Maurizio Molinari sulla sfida al califfo sull'Islam: con la tua barbarie hai violato il Corano. È il messaggio della famiglia di Steven Sotloff, che è stato decapitato da ultimo l'altro giorno. La famiglia Sotloff ha sfidato il califfo Ibrahim a giustificare il legame fra il Corano e le brutalità del terrorismo, puntando a far emergere l'opposizione allo Stato islamico espressa da più leader musulmani nelle ultime settimane. Abu Bakr al-Baghdadi: ti sfido a dimostrare che il Corano legittima la barbarie. È l'arabista Barak Barfi a dare voce al dolore dei parenti di Steven Sotloff, il reporter americano decapitato, leggendo davanti alla casa della famiglia Sotloff a Miami un testo rivolto al leader dello Stato islamico. Barfi è un amico dei Sotloff, un ricercatore sull'Islam della New American Foundation. Parla in arabo per farsi ascoltare dal capo dello Stato islamico. Sotloff dice: era un'anima gentile. Ho un messaggio per Abu Bakr, il califfo. Hai detto che Ramadan è il mese della misericordia. Dov'è la tua misericordia? Ad Allah non piacciono gli aggressori, esordisce Barfi, affermando di voler dibattere con Abu Bakr sull'interpretazione del Corano. Sono a favore di insegnamenti dolci, dice l'amico della famiglia Sotloff. Non ho spade in mano e aspetto la tua risposta. L'intento è di spingere al-Baghdadi a giustificare l'esecuzione di un reporter che era incapace di voltare le spalle alla sofferenza del mondo, voleva dare voce a coloro che non l'hanno e non amava la guerra, ha detto ancora l'amico della famiglia Sotloff, l'arabista, diciamo così, lo studioso di Corano.
lo studioso di Corano che si è rivolto per conto della famiglia Sotlov al califfo al-Baghdadi. L'intento è spingerlo a giustificare dunque l'esecuzione di Steven Sotlov. Steven ha sacrificato la vita per far conoscere le storie del dottore libico impegnato a curare i bambini martoriati dalla guerra e dell'idraulico siriano che rischia la vita per procurarsi medicinali, ha concluso Barfi per conto della famiglia Sotlov. Cercava il bene nascosto nel mondo e se non lo trovava tentava di crearlo. L'accusa al leader dello Stato islamico di stravolgere il messaggio del profeta Maometto e del Corano, piegandoli al perseguimento della brutalità, è il contenuto, diciamo, di questo intervento di questo studioso amico della famiglia Sotlov. Il linguaggio dell'accademico arabo-americano con al-Baghdadi è più aspro rispetto a quello adoperato da Shirley Sotlov, la madre del reporter decapitato che si era rivolta ad al-Baghdadi chiamandolo califfo e appellandosi alla sua clemenza. Ma a ben vedere anche lei aveva sfidato al-Baghdadi sull'interpretazione dell'Islam, richiamandosi alla protezione dei popoli del libro accordata da Maometto a cristiani ed ebrei. I maggiori network televisivi in lingua araba, da Al Arabiya ad Al Jazeera, hanno dato ampio risalto al messaggio dei Sotlov, perché esalta il contrasto fra opposte interpretazioni dell'Islam, che distingue più interventi di leader musulmani contro lo Stato islamico. Yad Ameen Madani, segretario dell'Organizzazione della Conferenza Islamica, l'OCI, ha parlato di crimini intollerabili in contrasto con l'Islam. Mehmet Gormez, massima autorità musulmana in Turchia, ha definito Abu Bakr un califfo illegittimo e la Società Islamica del Nord America, ISNA, ha denunciato la distruzione dei luoghi di preghiera delle minoranze da parte dello Stato islamico come violazione criminosa degli insegnamenti del Corano. Il Consiglio sulle relazioni America-Islam, CAIR, ha aggiunto: le azioni dello Stato islamico sono non islamiche, moralmente ripugnanti, ogni imam deve condannarle. Argomenti simili sono stati espressi dai due maggiori imam della Gran Bretagna, Sayed Ali Rizvi, capo di Mais Ulama e Shia, e Maulana Shahid Raza della moschea centrale di Leicester. Noi musulmani siamo uniti contro il terrorismo, le atrocità e le sofferenze e lo Stato islamico. Sono state le parole di Ali Rizvi, mentre l'imam di Leicester ha rigettato il califfato perché guida dei terroristi. Resta da vedere se tali leader musulmani seguiranno Barfi, l'amico della famiglia Sotlov, nel premere pubblicamente sul califfo Ibrahim, cioè Abu Bakr al-Baghdadi, affinché esca allo scoperto per giustificare le decapitazioni. Sempre poi dalla Stampa di Torino, rimanendo alla pagina degli esteri, c'è un'intera pagina dedicata alla Francia. Hollande a picco, il libro dell'ex compagna Valérie vola nelle vendite. Il presidente non è mai stato così impopolare, è sceso al 13% di popolarità. L'ex compagna Ségolène Royal dice sono tutte cavolate quelle scritte nel libro della Trierweiler, e anche il premier Walsh chiede dignità. In poche ore vendute 15.000 copie della biografia Vendetta della premier dame tradita. I poveri disprezzati e chiamati sdentati. Le pare credibile, dice Ségolène Royal, peraltro ministro all'ecologia, sono accuse spazzatura, proprio il contrario della vita e dell'impegno politico di un grande leader socialista in favore dei più disagiati. E l'Eliseo diventa come il grande fratello, scrive Alberto Mattioli. La vicenda ha dato il colpo decisivo all'idea francese della sacralità inviolabile dei re presidenti. Secondo il direttore di Paris Match, leggere il libro di Valérie Trierweiler è come essere a letto con loro. E sempre dalla Stampa di oggi, tornando alle cronache italiane, da Trento la consigliera marocchina del PD dice Italia intollerante, me ne vado. Nel 2012 ricevette una lettera di minacce, poi altri episodi, la Lega Nord commenta ci ha sfruttato e ora ci spara alla schiena. Lei dice, la signora Aisha Mesrar, consigliera in Trentino eletta nelle liste del PD, ha deciso di lasciare l'Italia, dice, per minacce ricevute. Non voglio fare la parte della vittima, non voglio continuare a parlare di cose che mi fanno soffrire, è una decisione presa da me e dalla mia famiglia dopo minacce del 2012 e altri episodi. Lascio orgogliosa di quel che ho fatto. Assieme ai trentini abbiamo fatto tanto per la convivenza. I roveretani mi hanno dato tanto, ma quando succedono cose del genere non si vive più tranquilli.
E sempre dalla stampa di oggi l'ultima segnalazione: il permesso per la zona a traffico limitato a 1.000 euro. A Roma, la rivolta che infiamma l'Italia, ricorso al TAR, i giudici decideranno a dicembre, ma per il Comune di Roma sono tariffe ragionevoli, non torneremo indietro. Gli abbonamenti per la zona a traffico limitato a Roma sono decuplicati, il Comune conta di incassare 27 milioni di euro all'anno per un totale di 135 in 5 anni, ma i nuovi aumenti hanno fatto scattare la protesta dei residenti. 1.016 euro è il costo dell'abbonamento ZTL, zona traffico limitato, dopo gli aumenti. In precedenza costava 78 euro, da 78 a 1.016 euro. Negata la sospensiva, per ora gli abbonamenti non cambieranno. Lasciamo la stampa e andiamo alla prima pagina di Repubblica, dove interviene il direttore Ezio Mauro con un articolo intitolato L'Occidente da difendere, e senza dubbio deve essere un articolo di straordinaria importanza vista la gravità dell'argomento. La terza NATO nasce in Galles dopo la prima, figlia della guerra fredda, e la seconda dell'età di mezzo, quando con la caduta del muro sembrò aprirsi un secolo lungo, senza più nemici per le democrazie, che avevano infine riconquistato il Novecento. La guerra di Crimea riporta nel cuore d'Europa, dove sono nate le due guerre mondiali, truppe, missili, carri armati, morti, feriti, aerei abbattuti, scrive il direttore di Repubblica. Ritorniamo a guardare i nostri cieli e le nostre mappe con quella stessa inquietudine per il futuro dei nostri figli che i nostri padri avevano ben conosciuto e noi non ancora. E dagli arsenali della politica, cultura, diplomazia, strategia militare rispuntano, insieme con vecchie paure, i concetti dimenticati delle zone di influenza, dei blocchi, delle esercitazioni, dei muri, della frontiera europea tra Occidente e Oriente, con l'Ovest che ritrova il suo Est e il Cremlino fisso nuovamente nella parte del nemico ereditario, scrive Ezio Mauro. Poi l'articolo volta a pagina 31 ed è un articolo molto molto ponderoso, a tutta pagina. Misuriamo con uguale inquietudine, continua il direttore di Repubblica, gli sconfinamenti ucraini di Putin e la sua popolarità crescente in patria nonostante le sanzioni. Scopriamo quel che dovevamo sapere, cioè che l'anima imperiale e imperialista della Russia è eterna e insopprimibile. Dunque non è una creatura ideologica del sovietismo, ma lo precede, lo accompagna e gli sopravvive, anzi, dopo gli anni di interregno con il pugno di ferro interno e la spartizione oligarchica del bottino di Stato, l'Oriente russo torna a marcare un'identità forte, una sovranità territoriale e politica. Non sarebbe la fine di una ideologia, ma di tutto il fondamento dello Stato moderno, di una cultura politica, di un'identità. E nello stesso momento il califfato islamista, appena proclamato tra Siria e Iraq, non ha ancora un vero Stato, una capitale, un sistema di relazioni, ma ha un pugnale puntato alla gola di uomini scelti per simboleggiare nel loro martirio individuale una sorta di sfida universale che va addirittura oltre lo spettacolo di morte dell'11 settembre. La morte sceneggiata come messaggio estremo alla potenza americana, sotto gli occhi di tutto il mondo, rito primitivo del fanatismo religioso, marketing modernissimo del deserto. Nella sproporzione assoluta tra l'inermità innocente del prigioniero e la potestà totale del suo assassino, uno squilibrio miserabile che esiste solo fuori dallo Stato di diritto, dai tribunali, dalle garanzie, si radunano i simboli e le vendette per la guerra del Kuwait dopo l'invasione di Saddam, la caccia ad Al-Qaeda in Afghanistan con la ribellione e l'attacco contro le torri, la guerra in Iraq, l'uccisione di Bin Laden, ma anche la sfida islamista tra ciò che resta di Al-Qaeda e lo Stato islamico, una partita aperta per l'egemonia politico-religioso-militare del fanatismo. E l'articolo poi prosegue. L'altro articolo in prima pagina è quello di Massimo Riva sulla rivolta di polizia e militari pronti allo sciopero. Non è mai accaduto nella storia d'Italia, anche pre-repubblicana ovviamente. Massimo Riva è autore appunto dell'articolo La forza sbagliata. L'Italia indivisa sciopera. Tutta l'Italia in uniforme, dalla polizia ai carabinieri, ai vigili del fuoco, al corpo forestale dello Stato, alle intere forze armate. Non era mai accaduto nella storia repubblicana, figuriamoci prima, nemmeno durante il ventennio fascista, scrive Massimo Riva.
quando ben più severe ragioni di illegittimità del governo in carica avrebbero nobilitato agitazioni e rifiuti di obbedire agli ordini. Ha fatto quindi benissimo il Presidente del Consiglio a dichiararsi pronto a ricevere i rappresentanti sindacali per ascoltare le ragioni del loro malessere davanti alla decisione di prorogare il blocco delle retribuzioni in tutto il pubblico impiego, ma ha fatto ancor meglio nell'affermare che non intende piegarsi ad alcun ricatto. La prima decisione, l'ascolto, sottolinea la caratteristica di uno Stato democratico, prestare massima attenzione alle ragioni dei cittadini quando si sentono colpiti da provvedimenti del governo. La seconda decisione, niente ricatti, riafferma un principio essenziale, scrive Riva: nessun gruppo sociale può farsi valere attraverso lo sfruttamento della forza che deriva dallo svolgere una funzione essenziale per la collettività. C'è un precedente storico, la fermezza con la quale un Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, uomo dall'indiscutibile convinzione democratica, seppe e volle reagire alla dichiarazione di sciopero da parte di una categoria, i controllori di volo, che volevano sostenere le loro ragioni bloccando gli spazi aerei del paese. Renzi non può che uniformarsi a questo suo insegnamento, scrive Massimo Riva. E andiamo in pubblicità, poi vediamo le altre pagine di Repubblica degne di nota. Vuoi da 35224. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. Buongiorno, dal centro geofisico prealpino vi parla Paolo Valisa. Vediamo la situazione. Una circolazione depressionale in evoluzione tra l'Adriatico e i Balcani sospinge ancora per oggi aria umida e nuvole dal Veneto verso la Lombardia. Da domenica si invertiranno le correnti, proverranno dall'ovest, ma resterà la variabilità perché la pressione atmosferica sul Mediterraneo resta piuttosto bassa e livellata. Quindi per oggi cielo nuvoloso coperto, piogge deboli e intermittenti che saranno più probabili sul Veneto e fino al Bresciano, la Valtellina, le Orobie. Qualche occhiata di sole è possibile sul Piemonte, sull'Emilia, la Bassa Padana. Le temperature massime per oggi da 21 e 24. Domani sabato in parte soleggiato con nuvolosità variabile su Alpi e Prealpi. È possibile qualche breve pioggia o rovescio, soprattutto su Dolomiti, Valtellina e Orobie dal pomeriggio. Altrove sarà probabilmente asciutto. Le temperature massime in rialzo tra 25 e 28. Domenica variabile con alternanza di sole e nuvole, possibile transito di brevi piogge, rasserenamento dal tardo pomeriggio e in serata. Per lunedì soleggiato al mattino ma annuvolamenti e qualche breve pioggia nel pomeriggio, soprattutto lungo rilievi. Martedì ancora nuvoloso e probabili piogge. Con questo concludo, auguro a tutti una buona giornata, un buon fine settimana. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera.
E torniamo allora al primo piano di Repubblica, dedicato naturalmente a Mario Draghi. Se dall'altra parte c'era il bazooka, qua c'è naturalmente Super Mario, che fissa l'agenda, prima le riforme e poi la flessibilità, che è una cosa che fa titolo perché è nuovissima, non è mai stata detta e quindi giustamente occupa le prime 2 pagine di Repubblica. Mentre sempre su Repubblica, a pagina 10 e 11, c'è l'intervento di Jason Burke, tradotto da Anna Bissanti per Repubblica, che è un esperto di jihad, sfida nella jihad globale al-Zawahiri, il numero 1 di Al-Qaeda, è ricomparso anche lui, e ha detto: ora ci prendiamo l'India. Video dell'erede di Bin Laden dopo i successi del califfo al-Baghdadi. L'incubo, Al-Qaeda ha bisogno di firmare un super attentato per dimostrare che conta ancora. Un tempo ogni tanto i terroristi partecipavano alle insurrezioni, oggi gli insorti indulgono saltuariamente al terrorismo. La maggior parte dei movimenti odierni sono indipendenti o tutt'al più tessono legami laterali individualmente, mentre la famiglia Sokolov si è rivolta al califfo dicendogli: hai violato i precetti dell'Islam. Pensa te, tu hai detto che il mese di Ramadan è il mese della misericordia, dov'è la tua misericordia? Chiedono al signor Abu Bakr al-Baghdadi, con il quale naturalmente si può intavolare una perfetta discussione dopo che tuo figlio gli hanno tagliato la testa. Le immagini sono familiari, scrive invece Jason Burke da Nuova Delhi, dall'India. Il leader militante con la barba che fa un discorso, una mappa del mondo islamico, e neanche le parole sono nuove, un riferimento al califfato, l'annuncio di un nuovo tentativo da parte di Al-Qaeda di aprire una nuova branca, una filippica contro gli Stati Uniti e il loro oppressivo sistema globale. Malgrado quindi assomigli a numerose precedenti produzioni, l'ultimo filmato di Ayman al-Zawahiri, 63enne egiziano alla guida di Al-Qaeda da quando Bin Laden è stato ucciso nel 2011, non mostra la forza duratura di quella che è stata a lungo considerata la più importante organizzazione jihadista al mondo, ma ne svela la debolezza, scrive Burke. Per i gruppi militanti la pubblicità è rischiosa come per qualsiasi altra organizzazione, in particolare le multinazionali. Il peggior insuccesso di tutti è quando il prodotto non rispetta ciò che la pubblicità ha promesso. È il caso dell'ultimo filmato, il più significativo diffuso da Al-Qaeda da quando un gruppo autonomo ha dichiarato lo Stato islamico e un nuovo califfato in Iraq e Siria. Il nuovo filmato annuncia la nascita di un nuovo ramo di Al-Qaeda che copre Al-Hind, termine che designa più o meno i territori a est del fiume Indo e a ovest dell'odierna Birmania. In termini moderni significa India, paese di 150 milioni di musulmani che vivono in una repubblica secolare guidata da maggio da un governo nazionalista hindu, e il Bangladesh, con altri 150 milioni di musulmani. A capo del nuovo assetto vi sarà un religioso jihadista semisconosciuto. Sebbene l'India sia da tempo afflitta da un'amalgama di militanti islamici nati e cresciuti in loco e ingerenze da parte di elementi residenti nel vicino Pakistan, un gruppo che non ha nessuna presenza reale nell'emergente potenza economica indiana è proprio Al-Qaeda. Né è verosimile che essa riesca ad affermarsi in un immediato futuro. La stessa cosa vale per il Bangladesh. Possiamo concludere dunque, scrive Jason Burke, che la nuova organizzazione, che secondo al-Zawahiri sarebbe il frutto dei tentativi degli ultimi 2 anni, di fatto non è una realtà ma un'ambizione. Il pericolo però, l'incubo, anzi scrive Burke, che Al-Qaeda ha bisogno di firmare a questo punto un super attentato. E poi c'è una mappa del terrore, per così dire, dall'Afghanistan al Pakistan con Al-Qaeda, e nel Nord Africa, Al-Qaeda nel Maghreb islamico, responsabile di attacchi e rapimenti contro occidentali in Algeria, Libia, Tunisia, Mauritania, Mali, Niger, Senegal e Nigeria. E poi abbiamo la Nigeria, appunto. Boko Haram è il movimento islamico fondato nel 2001 che vuole instaurare la Sharia. Lo Yemen, dove c'è Al-Qaeda nella penisola arabica, opera anche in Arabia Saudita e Somalia. Poi c'è il fronte del subcontinente indiano, India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka e Maldive. Anche qui la presenza di Al-Qaeda annunciata dal numero 1, Ayman al-Zawahiri. In Afghanistan e Pakistan i talebani ultimamente in rapporti difficili con Al-Qaeda, scrive Repubblica, e in Pakistan c'è il movimento Tehrik-i-Taliban, guidati da Ahmullah Massoud, operano anche in Afghanistan. Poi c'è il fronte libico con le brigate Abdullah Azzam,
L'Egitto con Jamaat al-Islamiyah che punta a imporre la legge islamica in Egitto, alleata dal 2006 con Al-Qaeda. Al-Shabaab, altro movimento islamico in Somalia, controlla gran parte della Somalia, opera anche in Kenya e Uganda. Poi c'è il fronte siriano, il fronte al-Nusra, affiliato ad Al-Qaeda, lo Stato islamico del califfato del califfo Abu Bakr al-Baghdad e infine il fronte indonesiano, dove il movimento si chiama Jemaah Islamiyah, affiliato ad Al-Qaeda, responsabile di numerosi attentati. Jason Burke, giornalista pluripremiato, scrive Repubblica, ha vissuto in Pakistan e Afghanistan, in Italia ha pubblicato Sulla strada per Kandahar e Al-Qaeda, la vera storia, e oggi è autore di questo articolo tradotto su Repubblica. Sul numero peraltro dell'Espresso di questa settimana un reportage dal Sultanato Arabo dell'Oman, invece lo vedremo dopo. Ma intanto sempre da Repubblica c'è una missione Islam anche per Papa Francesco. A novembre il viaggio del Papa nella Turchia di Erdogan, 2 date ad Ankara e Istanbul su invito del patriarca Bartolomeo, e il pontefice ha in mente anche un'altra visita, l'Armenia. Non è un caso la scelta in questo momento della Turchia, grande paese al 98% musulmano. E sempre da Repubblica poi c'è anche qui naturalmente attenzione alle forze dell'ordine in rivolta contro il blocco dei salari con annuncio di sciopero generale, il primo stop nella storia della Repubblica. Rischiamo la vita per 1.400 euro al mese. È il racconto di Franco Maccari, segretario del COISP, il poliziotto in stato di indigenza costretto a dormire in macchina, come racconta anche La Stampa. Questa storia racconta la vita in diretta dello sbirro costretto alla povertà. È un agente scelto di Milano con 20 anni d'anzianità, 1.400 di stipendio, salario bloccato da 5 anni, impossibilità di fare secondo lavoro. Separato, rimasto senza casa, assegnata a moglie e figli, e con mezzo stipendio. Abbiamo dovuto soccorrerlo e trovargli una stanza d'emergenza, dice il segretario del COISP Franco Maccari. Ma come la gente di Milano ce ne sono tanti. La Guardia di Finanza ha addirittura creato un sistema di welfare interno per soccorrere chi non ce la fa ad arrivare a fine mese. A farne le spese è anche un leader sindacale come Giuseppe Tiani del SIAP. Sono stato promosso da ispettore capo a ispettore superiore. Mi hanno rapinato 200 euro al mese su uno stipendio dopo 29 anni di servizio di 1.800. Rischiamo la vita per pochi soldi al mese, facciamo straordinari che non ci pagano, prendiamo anche le botte dagli immigrati. Le divise sono in subbuglio e chiedono le dimissioni dei ministri della difesa Pinotti e dell'interno Alfano, a farli infuriare l'ulteriore proroga del blocco dei tetti salariali, previsto da una legge dell'ultimo governo Berlusconi, che avrebbe dovuto congelare i salari per il triennio 2010-2013. Poi il blocco è stato prorogato e ora il ministro Madia lo ha annunciato per l'anno prossimo. Ciò che era provvisorio diventa perpetuo. Dice Maccari, che risponde a Renzi: noi non chiediamo il rinnovo del contratto fermo dal 2009, ma lo sblocco dei tetti salariali, quel meccanismo perverso per il quale non possiamo guadagnare più dell'anno precedente. Vuol dire che se uno viene promosso guadagna come quando aveva il grado inferiore. Dal 2010, quando è entrata in vigore la norma, 125 dirigenti superiori, questori o dirigenti di compartimento hanno assunto l'incarico, le responsabilità e gli oneri, ma non lo stipendio, che rimane quello che avevano prima. Tra queste vittime del blocco, che non percepiscono stipendio adeguato al loro incarico, anche i funzionari che oggi fanno i questori in diverse città. Dal 2010, rincara la dose Lorena Laspina, segretario dei funzionari, al comparto sicurezza sono stati tagliati 5 miliardi di euro, 3 miliardi e 2 riguardano i nostri stipendi. Lo sciopero, va detto, è vietato per legge agli uomini in divisa e con le stellette, ma fatta la legge trovato l'inganno. Lo spiega Felice Romano, leader del SIULP. Non possiamo fare sciopero, ma è nostro diritto applicare il contratto e chiederemo di applicarlo alla lettera, senza concedere deroghe. Così si bloccherà la giustizia. Un esempio spiega come e perché. Da Reggio Calabria, dice Romano, parte un pullman con 50 migranti e 4 poliziotti diretti al nord, un viaggio a volte di 18-20 ore. Visto che Renzi e Madia sostengono che noi siamo statali come tutti gli altri, ci comporteremo da tali. Anziché fare il viaggio tutto in una volta, allo scadere del nostro orario, 6 ore, ci fermeremo. E quindi il viaggio di un giorno durerà 2 o 3, con costi alle stelle, perché bisognerà dare alloggio ai poliziotti, ma anche ai 50 migranti.
Questo no agli orari in deroga, come viene chiamato tecnicamente, è già scattato in mezza Italia, da Aosta a Varese, Verona Vicenza, Genova, Bologna Brindisi, Catania, Napoli, Pavia e altre città. In tal modo sarà paralizzata la gestione dell'ordine pubblico. Partita di calcio? Commenta Felice Romano. Manifestazione Nottav? Black bloc infiltrati nei cortei? Dopo 6 ore, qualunque cosa succeda, fine del servizio e tutti a casa. I nostri uomini, denuncia Daniele Tissone, CGIL, non ne possono più. L'indifferenza del Presidente del Consiglio dimostra ingratitudine nei confronti di chi serve il Paese. Ci fanno fare migliaia di ore di straordinari, sostiene Filippo Girella dell'UGL, ma lo straordinario ci viene riconosciuto la metà di quanto guadagna una colf, 7,5 €. Siamo costretti a subire situazioni impietose, come il poliziotto che dopo l'operazione Mare Nostrum è stato trovato positivo alla TBC, tubercolosi. Dobbiamo gestire il fenomeno degli immigrati senza presidi sanitari per proteggerci da contagi. Di fatto siamo diventati manodopera a basso costo per garantire un minimo di presidio sul territorio. Ma non è questa la nostra mansione di forze dell'ordine, dice ancora il leader sindacale dell'UGL Polizia, Filippo Girella. Insieme ai poliziotti protestano anche i militari delle 4 forze armate, esercito, marina, aeronautica, carabinieri, più la Guardia di Finanza. Quello che certamente non credevamo, dice Alessandro Rumore, del COCER dei carabinieri, è che venisse negata dai politici la riconoscenza a chi per poco più di 1.300 € al mese è disposto a sacrificare la vita per il Paese. Protestino se vogliono, ma chi guadagna poco ha già preso 80 €, dice il sottosegretario alla pubblica amministrazione Angelo Rughetti, intervistato da Repubblica. Devono capire che la sfida è sulle riforme, dice ancora il sottosegretario Rughetti. Infine, sempre da Repubblica, un'altra intervista, quella a Bertinotti, il quale dice: sono anche liberale e il Papa è un profeta. Resto comunista, ma vedo la nostra sconfitta storica. Ora bisogna mescolarsi. Non mi perdonano la crisi di Prodi, ci sono state anche rotture sul piano umano, ne siamo addolorati. A pagina 22 di Repubblica invece c'è l'intervista al presidente del Veneto Luca Zaia sulla questione della fecondazione eterologa. A Firenze, tra le coppie in coda per le prime visite in una struttura pubblica, in un centro privato, dicono le coppie in questione, non potremmo permettercelo. Dateci un figlio. Da cattolico dico che la provetta è un inno alla vita, dice Luca Zaia, intervistato da Repubblica. Lo dico da cattolico, da persona con formazione cristiana. Queste non sono norme per la morte, ma per la vita, il via libera alla fecondazione eterologa, e lo difenderò fino in fondo. Siamo pronti se si procede bene, altrimenti andremo avanti autonomamente. In Veneto, dice Zaia, ci sono ogni anno 500 persone costrette ad andare all'estero per avere un figlio. Sono 10.000 in Italia. Lo vadano a spiegare a queste persone quelli che non sono d'accordo. Troppa fretta, si è ceduto alle pressioni delle lobby. Ma quali lobby, dice Zaia? C'è un vuoto legislativo pauroso, il Parlamento ha fatto nulla perché qualcuno aveva sempre paura di scontentare qualcun altro. C'è chi si avventura a parlare di scelta del colore degli occhi dei bambini, nulla di vero. Non c'è nulla di blasfemo nel permettere a una coppia che non riesce ad avere figli di mettere al mondo un bambino. Da governatore del Veneto, dice ancora Zaia a Repubblica, ho esordito portando il limite per accedere alla fecondazione assistita a 50 anni. Mentre le linee guida ne prevedono 43. È giusto che una donna che magari per colpa di una chemioterapia ha perso la fertilità possa riuscire lo stesso ad avere figli. Lo concederebbe anche ai single. Sono convinto che anche le coppie di fatto possono accedere alla fecondazione eterologa, non quelle dello stesso sesso, ma le coppie non sposate. Non ci vedo nulla di strano. Siamo il paese dell'ufficio complicazione affari semplici. Le mamme che hanno avuto un bambino fuori dal matrimonio non sono scomunicate e quel bambino viene battezzato e assume i sacramenti, mentre ai divorziati non si concede la possibilità di fare la comunione. Così Luca Zaia a Repubblica. E a pagina 32 di Repubblica, da segnalare invece il pezzo di Paolo Griseri sull'azionista cinese, vale a dire Fiat, Generali, Telecom, Eni, Enel, Prismian, ex Pirelli Cavi, ma anche Snam e Terna. I fondi guidati dalla Banca Centrale di Pechino hanno puntato su Piazza Affari circa 5 miliardi. Alleati ingombranti o salvatori?
di certo promettono di rimanere a lungo. La banca centrale cinese ha investito nel 2,1% di Eni, nel 2,07% di Enel, nel 2,08% di Telecom, nel 2% di Fiat Chrysler Automobiles, nel 2% di Prysmian, e in valore assoluto si tratta di 1,5 miliardi in Eni, 828 milioni in Enel, 250 in Telecom, 190 in Fiat Chrysler, 70 in Prysmian. Gli investimenti cinesi nel mondo sono per il 31% in Asia, per il 26% in Nord America, per il 19% in Europa, il 15% in Oceania, il 9% in Africa. Le operazioni in Europa, da 48,4 miliardi di dollari in tutto, dei cinesi, sono per il 24% in Inghilterra, per il 23% fra Germania, Austria e Svizzera, all'11% in Francia, così come in Benelux, all'8% in Italia, nell'Europa del Nord e nell'Europa dell'Est, 5% degli investimenti totali europei della Cina in Spagna. All'Assemblea del Lingotto il debutto dei delegati di Pechino. L'Italia è ideale per penetrare in Europa. La strategia cinese, prima le infrastrutture e adesso la finanza. Il 10% del portafoglio euro è concentrato in Italia, circa il 10% del portafoglio cinese d'Europa. E sempre da Repubblica, no, nient'altro, andiamo invece al caso Italia, come titola il quotidiano nazionale, Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione. Il caso Italia analizzato dal giornalista economico Giuseppe Turani. La crisi economica non è uguale per tutti, sono crollati soltanto gli stipendi del bel paese. In 6 anni si è perso 1/3 dei guadagni. I tedeschi invece sono diventati più ricchi. Fatto 100 il reddito pro capite nei paesi del G7 all'inizio della crisi, 2007, in Germania il reddito pro capite è diventato 116, in Canada 110, negli Stati Uniti 106, in Giappone 104, in Francia è diminuito da 100 a 95, in Gran Bretagna il reddito pro capite è sceso da 100 a 83, in Italia è crollato da 100 a 63. Questa è la crisi dell'Italia in particolare, il caso Italia, perché gli stipendi sono crollati più che negli altri paesi del G7. Senza riforme non si esce dal baratro, è la morale della favola secondo Giuseppe Turani, della brutta favola, siamo sempre più lontani dai paesi del G7. E sempre dal Giorno, peraltro, va segnalato anche a pagina 8 l'articolo di Alessandro Farrugia sui profughi. Ora l'Europa lancia l'operazione Triton, o Triton, Tritone insomma, ma non sostituisce Mare Nostrum, precisa Bruxelles. 3 milioni al mese per aiutare l'Italia non basteranno. Il direttore dell'Agenzia Europea ha detto che il lancio della nuova iniziativa dipende peraltro dalla disponibilità degli Stati membri a partecipare, cioè è tutto un bla 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 per ora, una promessa, una cosa verbale. Ciò che è certo è che Mare Nostrum è una questione che rimane completamente nelle mani dell'Italia. E infine il caso di Sesto San Giovanni, il sistema penati, diciamo così, mazzette e immagine lesa. La Corte dei Conti pretende 900.000 euro di danni, citati a giudizio l'ex assessore Pasqualino Di Leva e un ex dirigente del comune. 2 anni fa, in uno dei filoni dell'inchiesta sul sistema Sesto San Giovanni, avevano patteggiato 1 anno e 8 mesi per corruzione, con la condizionale e il pagamento di 100.000 euro ciascuno. Ora, per quella vicenda penale, l'ex assessore all'edilizia di Sesto San Giovanni Pasqualino Di Leva e l'ex responsabile dello sportello unico edilizia del comune Nicoletta Sostaro sono stati citati in giudizio anche dalla Corte dei Conti Lombardia. La magistratura contabile contesta loro un danno erariale di oltre 890.000 euro per disservizio e danno d'immagine, 456.000 all'ex assessore, 436.000 all'ex funzionaria. Penati è in vacanza. Mentre il Giornale apre la sua prima pagina con questo monito del direttore Alessandro Sallusti: Europa, fermati. Senza la virgola in mezzo, venti di guerra trascinati da Obama, stiamo per inasprire l'ostilità contro Putin, ecco tutta la verità che dobbiamo sapere prima che sia troppo tardi. E stavolta
Anche Alessandro Sallusti scrive un articolo piuttosto lungo che volta a pagina 2. Trascinati da Obama stiamo per inasprire l'ostilità contro Putin, rischiamo una crisi internazionale. Gli americani ci vogliono usare per regolare conti che non riguardano noi. In queste ore si sta decidendo se l'Europa è una unione politica o solo una moneta. Nel primo caso dovrebbe difendere gli interessi dei suoi 800 milioni di abitanti, i suoi principi e la sua storia. Nel caso sia una moneta e basta, l'Europa si arrenderà alla legge dei mercati finanziari e delle lobby mondiali, farà gli interessi degli Stati Uniti d'America, che con Obama non coincidono esattamente con i nostri. Dico questo, scrive Sallusti, perché tutti presi dalla quotidianità del nostro piccolo orticello domestico, ci sta sfuggendo che siamo sull'orlo di una crisi internazionale che solo pochi decenni fa sarebbe stata sufficiente a scatenare la terza guerra mondiale. Papa Francesco, inascoltato, è stato il primo a lanciare l'allarme sulla guerra mondiale a rate che si sta innescando. A rate, sì, perché alcuni focolai sono distanti, ma meno distinti di quanto appaia a prima vista: Ucraina, Israele, Siria, Iraq e Libia. Da ieri i capi della NATO, l'alleanza occidentale militare, sono riuniti in Galles. Comanda l'America, che oltre a essere l'America è il paese che da solo si sobbarca il 75% delle spese militari della NATO. Non solo, noi europei, italiani compresi, siamo in ritardo coi pagamenti delle rate. Come noto, chi paga comanda, chi è moroso abbassa la testa. Così Obama sta spingendo per trascinare l'Europa dentro un terribile braccio di ferro con la Russia di Putin. Vuole schierare l'esercito della NATO ai confini dell'Ucraina. Chiede di inasprire le sanzioni economiche contro lo zar russo. In sintesi, Obama vuole usare noi, europei, per regolare conti americani che saranno anche veri e legittimi, ma poco ci riguardano. Per fare tutto ciò, col consenso dell'opinione pubblica, è partita una gigantesca campagna di disinformazione, basata su un falso presupposto, cioè che Putin è un tiranno malvagio, pericoloso per la sicurezza dell'Occidente. Ora, è vero che Putin non è un sincero democratico, ma le cose non stanno così, scrive Alessandro Sallusti. Sotto la sua discutibile guida, la Russia e i russi hanno raggiunto livelli di progresso e benessere non immaginabili, e lui è l'unico leader europeo ad aver preso seriamente di petto la questione islamica, quella sì, vera minaccia alle libertà dell'Occidente. In quanto all'Ucraina, prosegue il direttore del giornale, le cose non stanno come vengono per lo più raccontate. Indipendente dai tempi dell'esplosione dell'Unione Sovietica, nel 90, l'Ucraina è via via scivolata in crisi economica devastante, con livelli di povertà tali da provocare per sopravvivenza una vera e propria tratta delle sue donne verso l'ovest, badanti o prostitute. Basta guadagnare qualche euro. Per far fronte all'emergenza, i suoi governanti, sospettati di simpatie filo-naziste, hanno ottenuto a inizio anno la firma di un primo accordo per entrare nell'Unione Europea. Il fatto è che in alcune regioni la popolazione è in maggioranza russa e di saltare il fosso non ne vuol sapere. Da qui la rivolta di Crimea, 85% di abitanti russi, che a inizio anno ha scelto, dopo una drammatica rivolta e un regolare referendum, di staccarsi e rimanere russa. Di recente altre regioni dell'est dell'Ucraina hanno cercato di seguire la stessa strada. Il governo ha risposto coi cannoni, provocando un esodo volontario di cittadini russi verso la Russia, stimato al momento in 850.000 persone. Putin ha chiesto al governo ucraino l'apertura di un corridoio umanitario, la possibilità di inviare aiuti. Niente, la risposta dell'Ucraina è stata negativa. Affari nostri, anzi affari dell'Europa di cui siamo freschi soci. Ed ecco la mobilitazione dell'Europa, dell'America e della NATO. Sappiamo che la questione umanitaria è un pretesto, scrive ancora Alessandro Sallusti, e in ballo ci sono interessi ed equilibri. Petrolio, oleodotti, accessi militari, posizioni strategiche. Sta di fatto che stiamo parlando del diritto all'autodeterminazione dei popoli e trattandosi di russi c'è poco da giocare. È incredibile pensare che Putin e la sua gente si pieghino a quegli incapaci del governo ucraino per qualche soldato NATO al confine e sanzioni economiche. Basta rileggersi la storia. E se insistiamo, anche Putin schiererà i suoi soldati e le sue armi, che non sono i razzetti palestinesi di Gaza. A ogni sanzione economica, peraltro sono autosanzioni, perché il blocco delle esportazioni in Russia aggrava i bilanci già malconci delle nostre aziende e fa scappare i miliardari russi dai nostri paesi, il che non agevola l'economia.
A ogni sanzione Putin opporrà controsanzioni, fino a quella letale, il blocco delle forniture del gas e dei combustibili vitali per scaldare le nostre case e far funzionare le nostre fabbriche. Quanto può metterci Putin a girare l'interruttore dei gasdotti verso la Cina, che fra l'altro ha già offerto più soldi di noi? Immagino davvero poco, e tutto questo perché vogliamo impedire a ucraini russi di andare in Russia. Ora, conclude Sallusti, capisco che siamo alle prese con la prima minaccia di sciopero di carabinieri e polizia per il blocco degli stipendi e tra pochi giorni dovremo pagare quella porcheria delle nuove tasse sulla casa. Ma non vorrei che tra non molto i problemi fossero ben più gravi. Europa, fermati, fino a che sei in tempo, il nostro nemico non è Putin. Sempre dalla prima pagina del giornale, poi le mosse della Banca Centrale Europea commentate da Francesco Forte, un buon inizio, ma è il fisco che rovina tutto, un fisco troppo vorace. Le scelte della Banca Centrale favoriscono l'economia reale. Adesso, affinché famiglie e imprese possano investire, non deve scattare la caccia alle rendite. Il fisco vorace. E la Germania diventò il quarto Reich. Questo è il titolo del libro sull'impero della Merkel di Vittorio Feltri e Gennaro San Giuliano, presentato oggi dal giornale in prima pagina. Il titolo del libro di Vittorio Feltri e Gennaro San Giuliano è questo: il quarto Reich, come la Germania ha sottomesso l'Europa. È l'ultimo libro di Feltri e San Giuliano, una analisi su come la Germania abbia utilizzato l'Unione Europea per conquistare l'egemonia continentale. La questione tedesca, una costante della storia del XX secolo, è stata riproposta in altri termini dalla più grave crisi economica degli ultimi 80 anni e grazie a un'architettura monetaria ad hoc, Merkel ha portato il suo paese a dettare legge. L'euro, moneta strutturata sulle esigenze della Germania, scrivono Feltri e San Giuliano. L'euro è, nell'immaginario di tanta gente, l'equivalente delle Panzerdivisionen del passato. Ecco alcuni estratti del libro, a pagina 8. Per l'economia di Berlino l'euro è stato un Eldorado, l'arma con cui ha dato scacco ai partner, e i tedeschi hanno conquistato per via finanziaria il potere che avevano rincorso con 2 guerre, scrivono Feltri e San Giuliano. Infine, prima della pubblicità, sempre dalla prima pagina del giornale, giustizia digitale, peccato che sia un flop, manca il software, altro che rivoluzione digitale, la giustizia high-tech non aiuta, le parcelle elettroniche non possono essere pagate perché manca il software, altro che rivoluzione, appunto, scrive Luca Fazzo. La semplificazione si sta scontrando con burocrazie e inefficienze. Da giugno il Ministero non accetta più fatture su carta, ma i pagamenti restano al palo perché manca il software. Vuoi acquistare o vendere un'azienda? Cerchi un partner o un socio finanziatore per sviluppare la tua attività? Cogefim da 30 anni opera con successo nelle intermediazioni commerciali, artigianali, industriali in Italia e all'estero. Vendere, acquistare un'azienda è una scelta importante. Chiamaci 02 32 72 448 o visita il sito cogefim.com. La dentiera ti dà problemi? Con Pentadent potrai passare in breve tempo dalla dentiera alla protesi fissa. Negli ambulatori Pentadent troverai esperienza pluriennale ai massimi livelli, costi accessibili con possibilità di finanziamenti agevolati, sedi distribuite nel territorio per facilitare i controlli periodici. E per i residenti in Lombardia possibilità di usufruire del contributo offerto dal Servizio Sanitario Regionale. Per informazioni chiama l'800 700 860 o vai su pentadent.it. Ricordate Su e Giù, il sistema saliscendi per tendaggi? Su e Giù, il dispositivo che fa scendere le tende con tutto il binario permettendovi di toglierle in sicurezza. Senza la paura di cadere dalla scala per lavarle. Su e Giù è in vendita presso tappezzieri, colorifici e ferramenta. Telefonate al numero 02 36 51 64 40. Vi diremo dove trovarlo. Acquistatelo direttamente sul sito www.gmg-srl.net. Su e Giù, per non cadere più. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Tornando al giornale, lasciata la prima pagina, pagina 2 c'è l'articolo di Gian Michalessin sulla follia della NATO, combattere 2 guerre. Il segretario della NATO Rasmussen mette a disposizione l'alleanza per attaccare lo Stato islamico oltre che l'Ucraina, ma chiede soldi. Oggi si decide sulle nuove sanzioni alla Russia, altri costi, e la Germania però frena nell'ostilità alla Russia. Pagina 4, il giornale con Luigi Di Marzo traccia il ritratto del Putin anti-islamico.
È l'unico capace di battere gli islamici, scrive Di Marzo. Nessun altro leader ha ottenuto una vittoria così schiacciante sugli integralisti islamici e lo Stato islamico gli ha mandato un video di minacce a Putin. Attento, ci riprendiamo la Cecenia. Niente sconti ha fatto Putin all'islamismo, minacciò i terroristi, vi inseguiremo fin sulla tazza del cesso. Tanto per usare un linguaggio chiaro, a pagina 5 del giornale invece il fenomeno di cui abbiamo parlato prima, analizzato da Rolla Scolari, di quei genitori dei rapiti che poi entrano nella testa dei carnefici e qualcosa in più. Mamma Sotlov che si rivolge al califfo e il papà del genovese Del Nevo che si converte anche lui all'Islam. Così le famiglie cercano il contatto col nemico, scrive Scolari. Studiano l'Islam, si calano nella mentalità, imparano il linguaggio. E infine, sempre dal giornale di oggi, l'articolo di Francesco Kramer sui carri armati che l'Italia dà a Djibouti e le istruzioni, paghiamo pure quelle. Lo Stato africano ha ricevuto decine di mezzi militari italiani obsoleti, ma dobbiamo tradurre le schede tecniche in francese. Ci costerà 330.000 euro, l'ira di Lega Nord e Movimento 5 Stelle che invano tentano di fermare il blitz. E sempre dal giornale, a pagina 27, la storia bella di due musicisti jazz raccontata da uno dei massimi esperti di jazz in Italia, il giornalista Franco Faienz. È la storia di Fred Hersch e di Pat Martino, musicisti letteralmente risorti. Entrambi, colpiti da una grave malattia, avevano dimenticato come si suona rispettivamente il piano e la chitarra. Hanno ricominciato da zero e ora hanno inciso nuovi dischi, racconta Faienz, quando il dolore è l'anima di un artista. Il primo, il pianista Friedrich Hersch, ha pubblicato Floating, l'album. Il secondo, invece, il chitarrista Pat Martino, ha pubblicato un altro album che si intitola Return. Il buio è alle spalle, ha detto Martino, voglio suonare, comporre, amare. Lasciamo il giornale e andiamo invece ad Avvenire. Avvenire fa una pagina intera per chiarire che la missione europea che si chiama Tritone o Frontex Plus lascia tutto nelle mani dell'Italia esattamente come prima. Niente salvataggi in mare per Frontex Plus. Così l'Unione Europea ha fatto retromarcia. Il direttore dell'Agenzia delle Frontiere, Arias, dice che dipende dalla disponibilità dei Paesi membri, cioè non se ne fa nulla sostanzialmente. Il 26 agosto, dopo aver dato l'ok al piano italiano per operazioni in mare, i delegati di Bruxelles hanno fatto marcia indietro. In una nota riservata, i funzionari italiani accusano l'inopinato mutamento di atteggiamento, cioè rimangono questioni di competenza dell'Italia, quelle di salvare le persone in mare e l'operazione Mare Nostrum. Infine, sempre dal quotidiano dei Vescovi, l'Unione Europea, a proposito, chiede 60 milioni all'Italia per le sanzioni sui rifiuti, per mancata bonifica di discariche illegali. L'atto d'accusa arriva dopo un nuovo deferimento dell'Italia, passibile anche di una multa da 158.000 euro al giorno. La gestione dei rifiuti in Italia è un colabrodo, sentenze e deferimenti non servono ad allarmare l'Italia, il bel paese rischia di pagare una sanzione da 158.200 euro al giorno più una multa a forfait di 60 milioni di euro per l'uso e la mancata bonifica di discariche illegali. È questa la richiesta formulata dall'Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea di Lussemburgo, Julien Cocotte, nelle conclusioni della causa promossa dalla Commissione contro l'Italia, rese note ieri. E lasciamo Avvenire con questa questione dell'Europa che multa l'Italia per i rifiuti e andiamo alla prima pagina del Secolo XIX, dove Marco Menduni invece si occupa della polizia e delle forze dell'ordine e fermare un pazzo col macete per 1.400 euro al mese. Sapete quanto guadagnano quei signori in divisa, scrive Menduni, che a Iesi, Ancona, hanno disarmato un pazzo armato di macete che seminava il terrore in città? Se va bene, se hanno già messo insieme 15 anni di servizio, prendono 1.400 euro al mese. Se vogliono qualcosa in più, qualche briciola, si scordino le domeniche con moglie e figli, arruolati per l'ordine pubblico alle partite. Quando si decise che per far quadrare i conti dello Stato bisognava che anche le forze dell'ordine ci mettessero del loro,
Forse ritenendo che le loro retribuzioni fossero sovrabbondanti, si decise di tagliare quelle 2 non astronomiche prebende che permettevano una piccola svolta dopo 17 anni di lavoro. In quella scadenza si maturavano l'assegno di funzione, 125 euro lordi al mese, e il grado di assistente capo, 110 euro mese. Già nel 2009 si decise che era troppo. Per chi è arrivato dopo alla scadenza neanche un euro, forse neanche una pacca sulla spalla, sforbicia qua, sforbicia là, anche sulle divise, le dotazioni, le auto di servizio, la benzina, gli straordinari. Era evidente che il malessere, affiorato in piazza tra le forze di polizia, aveva soprattutto ragioni economiche. Una strizzata d'occhio ai forconi di qua, una manganellata di là, episodi isolati, ma la spia del disagio è accesa da mesi e sta soprattutto nella busta paga, scrive Marco Menduni. Sempre poi dal Secolo, 19 di Genova, c'è la presa di posizione di Salvini, che riguarda però l'altra notizia del giorno. La BCE: non serve a nulla ridurre i tassi, è una cazzata, l'unica soluzione è sciogliere l'euro e tornare a stampare moneta, dice il segretario della Lega Nord. Mentre nelle pagine di cronaca abbiamo una curiosa vicenda di una specie di guru, diciamo così, un personaggio molto reputato nel buddismo, nelle pratiche diciamo così yogiche di yoga in Italia e via dicendo. Aveva fondato un bel centro a Genova, si chiama Satya Narayana, più modestamente Stefano Paggini. Pare che sia un'autorità, un guru originario di Livorno, conosciuto a livello nazionale fra gli amanti di pratiche orientali. In poche parole ha messo su, con il nome indiano, un centro per puttane e per clienti VIP, feticisti oltretutto, massaggi hard per pagare l'affitto, i verbali shock delle ragazze, il guru abusava di noi, feticisti fra i clienti VIP. Chiusa l'inchiesta sul centro tantrico della Foce a Genova, in 5 accusati di associazione a delinquere. Mentre il Fatto Quotidiano apre la sua prima pagina con questo titolo: tutti contro Renzi, polizia, esercito, marina, forestale, medici, vigili del fuoco, il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici fino al 2020, dice il documento di Economia e Finanza, scatena la furibonda reazione degli uomini in divisa che annunciano il primo sciopero della storia repubblicana. Il Premier corre ai ripari e li convoca, ma avverte nessun ricatto. La ministra Madia dice che i soldi non ci sono, CGIL e CISL e UIL pronti a una manifestazione nazionale. Sugli statali una rapina da 20 miliardi in 5 anni, 6.000 euro a testa, scrive il Fatto Quotidiano. A centropagina invece abbiamo le finte riforme, le eterne province, PD e Forza Italia si spartiscono i posti, dovevano sparire, sono sempre lì. Entro il 12 ottobre saranno rinnovati tutti e 64 gli enti locali e costituite 8 città metropolitane. Non votano più i cittadini, ma i sindaci e i consiglieri comunali. Centrodestra e centrosinistra si dividono le poltrone, tagliando fuori le liste civiche. E il ballo del bla bla è invece il titolo dell'articolo di Marco Travaglio, che inizia così: sguazzare nel magico mondo di Matteo Renzi è impresa faticosa e noiosa, ma istruttiva. Catalogare annunci, promesse, impegni, imperativi, scadenze, ultimatum, slogan, parole d'ordine, slide, tweet, hashtag, post, perfino SMS è un modo come un altro per studiare l'Italia e gli italiani. Gli italiani del 2014. Dopo le 1000 balle blu berlusconiane, siamo tutti in una comunità di recupero per disintossicarci, con terapia omeopatica graduale. Drogati da 4 lustri di patacche e bufale, rischiamo la crisi se ce le tolgono di colpo. Renzi è il metadone, l'oppioide che surroga sostanze psicotrope più forti e previene l'astinenza. Non bastasse l'annuncite, che lui stesso ha confessato negandola l'altro giorno, quando ha annunciato basta annunci annunciandone di nuovi, ad aggravarla provvede la cosiddetta informazione, che, come già con Monti e Letta, puntella il terzo governo estraneo agli elettori con un surplus di promesse, di solito su progetti segretissimi, anche per chi dovrebbe averli partoriti. Quando Renzi dice i giornali sono pieni di progetti segreti del governo, talmente segreti che non li conosce nemmeno il governo, ha le sue buone ragioni, ma ha il torto di accorgersene tardi. Quando aveva il vento in poppa e tutti i poteri forti ai suoi piedi, con stampa e TV al seguito, sull'annuncite marciava felice. Intanto generava illusioni che neppure un incrocio fra Cavour, Roosevelt e De Gaulle avrebbe mai potuto soddisfare, dunque destinate a trasformarsi in delusioni.
Ora che l'elastico torna indietro, scrive ancora Marco Travaglio, lui tenta la fuga verso la normalità. 1000 giorni al posto di 100, una riforma al mese. Passo dopo passo, anziché tutto qui subito, ma doveva pensarci prima. 6 mesi di populismo e futurismo alla fiorentina, pancia in dentro, petto in fuori, ye e brum brum, ha inoculato così nel paese un'ansia da prestazione che ora gli si ritorce contro. Nessuno, a parte Berlusconi, aveva tanto personalizzato la politica in una sola faccia, un solo corpo, una sola bocca perennemente aperta. E dire che all'inizio Renzi pareva saperlo, che a metter troppa carne al fuoco si produce tanto fumo da oscurare le poche cose davvero fatte. Basta spot, tanti fatti e pochi annunci, concretezza da sindaci, i miei ministri devono lavorare e tacere, diceva Renzi il 22 febbraio scorso. Voglio uscire dal Truman Show, siamo qui per parlare il linguaggio della franchezza al limite della brutalità. 24 febbraio, ma erano annunci pure quelli, commenta Travaglio. Poi, come scrisse Panorama, partì il ballo del bla bla. E qui inizia un articolone che occupa la consueta colonna di prima pagina e poi tutte e due le pagine successive, pagina 2 e pagina 3, fitte fitte. Diciamo che più enciclopedico di così non si può essere in tema di Renzi, di cosa ha detto Renzi e del ballo del bla bla, il virus dell'annuncite, amplissimamente documentato, come sempre in maniera certosina, puntuale e senza lasciare niente nel dimenticatoio, da Marco Travaglio. I 6 mesi di Renzi, tanto fumo, poco arrosto. Dalle lettere a Saviano alle promesse sugli F-35, visti gli obiettivi fissati, il Premier avrebbe già dovuto riformare la giustizia e il fisco e pagare tutti i debiti della pubblica amministrazione. Segue appunto una doppia paginata fitta di tutto quello che Renzi ha promesso e detto. La lettura può essere, come dice Travaglio in apertura d'articolo, faticosa o noiosa, ma è comunque istruttiva, un modo come un altro per studiare l'Italia e gli italiani del 2014 attraverso l'annuncite di Renzi. Lasciata la prima pagina del Fatto, va segnalato anche a pagina 6 l'articolo sulle apparizioni. Il ritorno del lobbista Follini, l'abbiamo citato ieri, ha colpito anche il Fatto Quotidiano. L'ex centrista Follini, Marco, che obbligò Berlusconi al rimpasto, si fa intervistare dal Sole 24 Ore nella nuova veste di capo dei produttori televisivi. Mentre sempre sul Fatto Quotidiano c'è un altro articolo, strambo, oltre il film presentato a Venezia su Berlusconi, c'è una parola di Dell'Utri ha detto che Berlusconi può svelare l'omicidio Mattei. L'ex senatore di Forza Italia, intervistato nel film di Maresco, Berlusconi torna su uno dei delitti più celebri d'Italia. Difficile interpretare, secondo Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza, a chi siano dirette le parole di Dell'Utri, il quale, intervistato in questo film, dice appunto che Berlusconi potrebbe svelare l'omicidio Mattei. E sempre dal Fatto Quotidiano, all'Aquila, nelle case di cartapesta è vietato andare sui balconi, gli appartamenti costruiti dal governo Berlusconi dopo il terremoto non sono sicuri. Dopo il crollo di 3 giorni fa il sindaco ha emanato un'ordinanza di divieto. Un'inquilina del palazzo dice: ero appena rientrata, ho sentito un boato, è caduto il balcone sostanzialmente di una di queste case. Mentre parlavano ai bambini in questo modo 3 maestre di un asilo di Nola, in Campania, arrestate. Porco, puzzi, oggi ti faccio male. Picchiata anche una disabile. Chiudiamo dal Fatto Quotidiano con un articolo che, dopo un'intervista di ieri sulla Stampa, un generale che parla del Kosovo e ne parlava come di una zona ormai pacificata, al contrario, Luigi Spera da Pristina, capitale del Kosovo albanesizzato, parla del Kosovo come fucina dell'integralismo islamico. 15 anni dopo la guerra, l'infiltrazione degli estremisti è iniziata dopo il conflitto balcanico attraverso organizzazioni non governative, ONG, di sostegno e pacificazione, racconta Luigi Spera. L'eredità della guerra che abbiamo fatto contro la Serbia nel 99, mentre le forze armate internazionali entravano in Kosovo dopo la guerra del 99, specularmente, sotto la superficie, iniziava a penetrare il fanatismo islamico. Avanzando indisturbato sotto traccia, l'Islam radicale ha potuto fare proseliti, costruire decine di moschee, educare al wahhabismo, la corrente più radicale dell'Islam, generazioni di imam finanziati dall'Arabia Saudita.
pagare famiglie perché mostrassero simboli di integralismo e riuscire a reclutare al momento opportuno i combattenti da inviare nei vari scenari di guerra internazionali, il tutto spesso attraverso l'attività mascherata di organizzazioni non governative con sedi nei paesi del Golfo. Quando le crisi medio orientali, caratterizzate da forte componente islamica, hanno toccato Siria e Iraq, il nome di combattenti kosovari è finito sempre più spesso sui giornali. Così è emerso quanto il problema fosse diventato forte, mentre la comunità internazionale si occupava di questioni post-belliche, al punto tale da far rientrare il Kosovo tra i primi 25 nella lista dei maggiori contribuenti al jihad in Siria e Iraq, con oltre 100 combattenti. Il video della decapitazione di un uomo in Siria da parte di un kosovaro dello Stato islamico, inizio della nuova triste notorietà internazionale del Kosovo, non è stato altro che la proiezione esterna di un problema molto noto a Pristina. Negli ultimi mesi, scrive Luigi Spera, si è cercato di mettere una pezza, ma i 41 arresti di estremisti da parte della polizia poche settimane fa hanno solo fatto aumentare la discrezione delle azioni portate avanti dai più radicali. La preoccupazione è tanta. A parlare di estremismo islamico in Kosovo in molti fanno fatica, non tutti. Engiel Berisha, direttore della biblioteca di Diakova, ha perso 3 fratelli fra le 376 vittime della pulizia etnica delle milizie serbe. Noi albanesi siamo stati uccisi insieme e sepolti nelle stesse fosse comuni, cristiani e musulmani. Siamo un'unica famiglia, con 2 religioni. Questi estremismi non ci appartengono. Abbiamo vissuto una guerra terribile, non vogliamo più morti e omicidi. I primi a criticare l'avanzata degli estremisti in Kosovo sono imam hanafiti moderati, coraggiosi che sfidano la violenza e le ritorsioni dei fondamentalisti, racconta sul Fatto Quotidiano Luigi Spera. Mentre con l'Islam è guerra di religione, il titolo del commento in prima pagina di Giuliano Ferrara sul Foglio. Mentre l'Occidente si balocca fra tenerezze, cecità e nevrosi secolari, i seguaci di Maometto praticano l'epica del jihad, zittiscono papi e ci decollano. L'unica risposta è in una violenza incomparabilmente superiore. Mentre nella Serenissima si baloccano col poetico, quanto di meno cinematografico esista al mondo, in Medio Oriente subiamo lezioni di epica, cioè narrazione e trasfigurazione, fondamento mitico della realtà. Tenerezza e misericordia a Occidente, più nevrosi leopardiane e pasoliniane. Giustizia e violenza purificatrice a Oriente, più sesso, matrimonio, figli e coltelli seghettati. Questo è il luogo globale in cui europei e americani vivono senza volerlo sapere e pattuglie di avanguardia passano nel campo diagramante dove la discordia è un modo di far la guerra, non necessariamente di perderla. Ogni modello di vita è in nome di Dio, lo si riconosca oppure no. Il nostro Dio è incarnato, crocifisso, umile e grande e noi lo abbiamo per giunta abbandonato per la fitness. Ci si oppone un Dio che è profezia, è mistica, è politica, è scisma, il Dio degli infedeli d'antan, non noi, ma i saraceni, un Dio che nessuno di loro abbandona, non i cosiddetti moderati, non i sauditi, wahhabiti, non gli sciiti, non i sunniti califfali, non i cosiddetti laici e i fratelli. Si ammazzano per decidere come ammazzarci, al massimo. Guerra al terrore o al terrorismo va bene, se è per il marketing politico, ma nella definizione, peraltro respinta dai riluttanti e dagli umanitari, sta un equivoco. Noi l'avevamo sospettato, lo gridammo come atroce verità, quando pubblicammo come un Caravaggio la testa mozzata di Nick Berg, o raccontammo la storia di Daniel Pearl, decollati entrambi in nome di Allah misericordioso, ma è un sospetto scorretto, una verità intollerabile. È questa una guerra di religione, della cui ferocia ultimativa e coesiva, appunto religiosa, solo un fronte è consapevole, il loro. La madre dell'ultimo reporter ucciso in nome della giustizia divina si dice convinta che l'Islam è stato tradito quando su ordine di un califfo uno sgherro occidentale vestito di nero, stufo di fare il DJ, ha impugnato la lama e ha tolto dal busto il collo di un figliolo d'Occidente. E niente è proibito a una madre addolorata e trafitta senza pietà nell'amore che solo è suo. Ma noi sappiamo che non è così.
È ideologico esorcizzare il rito del nemico, provarsi a diminuirlo, essere ciechi di fronte alla sua caratura feroce di bene, in cui si specchia il nostro impietoso male. Bernardo Valli, su Repubblica, continua a insinuare analiticamente che l'analisi minuziosa e imparziale è spesso la maschera del pregiudizio ideologico contemporaneo. Insinua Valli che tutto derivi dall'errore di Bush, George Bush, di Cheney e Rumsfeld, che i nostri nemici li abbiamo creati noi, che il Ba'ath iracheno era laico e ora i suoi generali sconfitti militano con lo Stato islamico per nostra responsabilità, che il campo profetico maomettano non è fatto di nemici in nome di Dio, ma di una stragrande maggioranza di amici nostri che vorrebbero non il califfo, ma qualche dialogo interreligioso. La buona intenzione c'è tutta per un commentatore corretto e di sinistra, ma non è così, lo sappiamo. Piacerebbe a tutti, conclude Giuliano Ferrara, poter pensare che il patibolo nel deserto sia una macabra messa in scena, uno spettacolo di violenza demenziale, cieca. Invece è una rappresentazione corrusca che lascia balenare un suo fuoco luminoso e insieme accecante. Con Hollywood e la televisione abbiamo sostituito l'epica coi supereroi, altra faccia dell'inconscio freudiano. Ma la tremenda realtà dell'omicidio rituale, della morte inferta in nome di Dio, quando l'uomo si fa agnello e il lupo lo azzanna, quando l'angelo caduto si fa vivo in questo mondo, supera la nostra immaginazione agnostica, il nostro benedetto spessore liberal commerciale e taglia tutti i ponti. È un crudele gioco di intimidazione in cui la palma della vittoria in battaglia è già conquistata dall'Islam, la religione che ha tappato la bocca a un Papa di Roma, che ha reso riluttante e timido un potere imperiale e internazionalista come quello americano. So di dire qualcosa di sconcertante, scrive ancora Giuliano Ferrara, ma non si risponde a questa altezza di sfida e a questa brutalità santificante con lo Stato di diritto, con un'idea di polizia internazionale, con la denuncia della violenza. L'unica risposta è in una violenza incomparabilmente superiore. Così Giuliano Ferrara in prima pagina sul Foglio. Mentre Libero apre con la polizia che si incazza, protesta senza precedenti, l'articolo è di Maurizio Belpietro, e ora Renzi è nudo, o riforme o a casa. Gli italiani si stanno stufando delle false promesse del Premier, perfino la polizia, costretta allo sciopero, si sente presa in giro. Intanto Draghi sputa soldi, Renzi sputa balle, titola ancora Libero in prima pagina, il governatore della BCE azzera il costo dell'euro, ma poi bacchetta gli stati che non fanno le riforme, l'Italia è ferma alle promesse di Renzi. E Hollande conferma, scrive Mario Giordano, nessuna meraviglia, la sinistra ha sempre disprezzato i poveri. Poi c'è Filippo Facci che si occupa di Deborah Spernacchiani, perché ha spernacchiato D'Alema, il quale giustamente ha fatto alcune osservazioni, dice Facci, ma la Serracchiani è stata di una cattiveria nei confronti di D'Alema e di una modestia nella sua cattiveria terribile. Mentre a pagina 4 abbiamo l'articolo di Sandro Iacometti sui dipendenti pubblici, che comunque in generale stanno sempre meglio di quelli privati. Lavori meno, se sei nella pubblica amministrazione, prendi di più, nonostante il congelamento degli aumenti. Il confronto fra pubblico e privato nella tabellina a pagina 4. Retribuzioni contrattuali annue, valori assoluti medi pro capite. Nella pubblica amministrazione 27.400 euro nel 2010, 25.000 nel settore privato, 25.500. Nel 2013 27.500 euro pubblica amministrazione, 27.044 nel settore privato, 500 euro in meno. Ma lasciamo libero poi con un paio di segnalazioni ancora l'articolo di Carlo Panella sul vertice della NATO, Stati Uniti e Unione Europea divise sulle sanzioni contro la Russia. Dal vertice NATO solo parole. Obama chiede nuove misure, Bruxelles preferisce aspettare gli eventi. Sull'ISIS, lo Stato islamico, nessuna decisione. Completamente dimenticata la Libia, surreale vertice della NATO a Newport. Tante belle parole per contrastare il califfato, per affrontare la crisi della Libia, tragicomica indecisione sull'Ucraina, scrive Carlo Panella. Mentre a pagina 10 Roberta Catania si occupa della mappa dell'allarme in Italia. Possibili atti terroristici verso l'11 settembre. Ecco la mappa dell'allarme in Italia. Paura per 11 aerei spariti in Libia. Alfano va in Egitto e parla con Al-Sisi, allerta sempre elevata nelle nostre città. A Milano 11 indagati per il reclutamento di guerriglieri da mandare in Siria.
Ma non dite che l'Islam è estraneo al terrorismo, le parole dei genitori dell'ucciso, Sotlov, nel commento di Andrea Morigi. Anche lui è rimasto perplesso davanti alla performance della mamma del 31enne decapitato. I raid intanto danno i primi frutti in Iraq, ucciso il numero 2 dello Stato islamico, Abu Ajar al-Sufi, braccio destro di al-Baghdadi, centrato in un bombardamento dell'aviazione di Baghdad. Il premier britannico Cameron pensa a un intervento massiccio contro i terroristi, scrive Libero, che poi si occupa di nuovo di politica interna con l'offerta di Berlusconi ad Alfano. Alle regionali insieme, Berlusconi tenta Alfano in vista del voto in Calabria e Emilia-Romagna. Il rischio è di perdere possibili alleanze con la Lega, scrive Libero, mentre in Sudafrica torna l'apartheid, ingresso vietato al Dalai Lama. La lunga mano della Cina ha pesato. Il governo Zuma nega il visto al Dalai Lama, invitato al vertice dei premi Nobel per la pace. Il motivo? Non irritare i partner cinesi, sempre più presenti in Africa e in Sudafrica. Dell'Europa che licenzia i padroncini dei tir si occupa Libero nella pagina economica, così come in apertura Italia Oggi. La Corte di Giustizia boccia le tariffe minime che proteggevano i piccoli autotrasportatori, ora si può lavorare sotto costo. Un favore alle compagnie dell'Est Europa. Confindustria soddisfatta, ma gli artigiani dicono è un regalo ai big e agli stranieri. Compromessa la sicurezza sulle strade. Di questo si occupa anche Italia Oggi, dicevamo, e Italia Oggi mette in prima pagina anche gli ex comunisti del PD che non si danno per vinti, su D'Alema, e D'Alema guida la riscossa. E poi a pagina 4 c'è un bellissimo cameo, la rubrica di Riccardo Ruggeri, rivolto alla cara signora Mogherini: cerchi un accordo con Putin per farne un alleato contro i veri nemici, cioè i tagliagole islamici e multiculturalizzati. Complimenti innanzitutto, scrive Ruggeri, signora Mogherini, per la sua nomina ai vertici dell'Europa. Ora lo possiamo dire, è stato curioso il processo che si è appena concluso. Praticamente tutti, politici e media, sostenevano che Mr. Pesk è un ruolo di pura rappresentanza, senza peso politico. Ha fatto male Renzi a pretenderlo, meglio un dicastero economico. Secondo, Mogherini, a parte un eccellente inglese, non ha esperienza e personalità. Nessuno si era accorto delle contraddizioni in termini di queste critiche, scrive Ruggeri. Se il ruolo era finto, come dicevano, qualsiasi candidato era idoneo per definizione. In realtà è la Commissione che è finta, e lo è perché è finta questa Europa. Se posso permettermi, dimentichi queste fesserie salottiere, lavori per rappresentare al meglio la modesta volontà di peso politico che l'Europa ha nel mondo. Lei arriva nella mitica stanza dei bottoni in un momento drammatico per l'Europa e per il mondo. In momenti come questi, dove la parola guerra ha perso l'aggettivo economica per prendere quello militare, occorre abbandonare il modo di pensare e il linguaggio delle feluche e indossare il basco dei contadini e degli operai. È il momento della concretezza, non delle chiacchiere. Il suo e nostro problema è l'Ucraina, ma sullo sfondo c'è ben più importante il califfato del Levante. La prima cosa di cui deve rendersi conto è che il popolo degli Stati Uniti ha deciso che non intende sacrificare i suoi figli per combattere guerre al di fuori dei confini, al massimo dare un appoggio aereo a consumo. È una dottrina non dichiarata, ma alla quale Obama si attiene, anche se gli europei cercano di tirarlo per la giacca. Lo stesso vale, scrive Ruggeri, per gli europei che, avendo ormai acquisito lo status cinquantennale di eunuchi, hanno perso qualunque capacità di agire militarmente. Rimane loro ancora la modalità del reagire, ma appena si esce dal velleitarismo delle belle parole si sgonfiano subito. Siamo alle solite: obiettivi nobili, ragionamenti ineccepibili, digitare Putin uguale Hitler, ma quando si arriva alla fase dell'esecuzione, il che fare di Lenin, che significa decidere se si è disposti o no a morire per Kiev, le nostre leadership si mostrano per quel che sono, foglie secche. Lei ora conoscerà a fondo tutti questi leader europei. Ne diffidi. Il peggio sono i nord europei. Cameron si atteggia a Churchill, ma non è neanche Chamberlain. È quello sciagurato che con Sarko-Carlà, Bernard-Henri Lévy, ha voluto cavalcare le primavere arabe e giocare alla guerra contro Gheddafi, innescando un incendio impossibile ora da spegnere. È lo stesso che in patria ha giocato al multiculturalismo in Inghilterra e ora si accorge che nei ruoli chiave del califfato ci sono migliaia di giovani inglesi, tutti multiculturalizzati a regola d'arte, e presto si accorgerà che Londra è una città non difendibile se costoro la attaccano. Queste ridicole leadership, prosegue Ruggeri,
hanno cavalcato la rivolta di Piazza Maidan, hanno esultato al colpo di Stato che ha deposto un presidente democraticamente eletto e pensavano gli idioti che Putin accettasse il fatto compiuto. Si sono dimenticati di Kennedy, Baia dei Porci, missili, ritirata dei russi che hanno in quel caso riconosciuto a un pari grado il diritto di avere vicini non minaccianti. 50 anni dopo il caso si ripresenta a ruoli invertiti. La soluzione è la stessa, un cuscinetto, Putin la chiama Novorossia, alla quale, da buon conservatore, assegna il tricolore dei Romanov e l'aquila imperiale come stemma, che protegga la Russia e i russofoni ucraini. Lei è giovane, intelligente, scrive Ruggeri rivolto a Federica Mogherini. Sa che con le sanzioni economiche non si va lontano, sa che ormai siamo un popolo di vecchi freddolosi, di giovani energia dipendenti, per cui appena si dovessero chiudere i rubinetti del gas russo, marceremmo compatti urlando gas, gas verso Palazzo Chigi. Spero che i suoi esaltati colleghi nord europei non le propongano di accogliere l'Ucraina nella NATO. Si opponga con tutte le forze, perché questi cioccolatai ucraini al potere chiederebbero subito l'applicazione dell'articolo 5 dello Statuto della NATO. Tutti i Paesi membri accorrono in difesa del paese sotto attacco, ergo una guerra devastante nel cuore dell'Europa, a prescindere poi dalle testate nucleari. Lei si accorgerà, conclude Ruggeri, si accorgerà presto, signora Mogherini, che sotto lo smoking europeo gli inetti spesso sono anche dei vigliacchi. Cara signora Mogherini, mi permetta un suggerimento da uno incapace di indossare la feluca, ma attrezzato per il basco. Trovi un accordo con Putin in modo da farne un alleato contro i veri nemici dell'Occidente, i tagliagole multiculturalizzati. Con questo ci salutiamo, buona mattina a tutti da Giulio Cainarca.